Buongiorno, ben ritrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per oggi, lunedì 15 febbraio. Un inizio di settimana ricco di spunti dalla cronaca all'attualità, passando ovviamente per la politica, con i primi vagiti, chiamiamoli così, del governo Draghi, con una prima mossa che ha sconcertato parecchi, quella riguardante lo sci e quindi il blocco dello sci in montagna fino al 5 di marzo, quando tutto era pronto di fatto per ripartire in Veneto dal 17 di febbraio. Una doccia fredda, anzi gelata, viste anche le temperature per molti operatori. Questo è il fronte del momento, è il fronte di queste ore, perché si pongono tanti interrogativi attorno a questa partita degli impianti di risalita. Non vi sto neanche a dire le prese di posizione che stanno arrivando proprio in queste ore contro il provvedimento del ministro Speranza, ma per fare il punto della situazione, per capire anche l'umore degli operatori, siamo collegati con Fulvio Walt. Fulvio Walt, che è maestro di sci ed è direttore della scuola di sci Equip di Falcade. Buongiorno Walt. Walt, mi sente? Sì, la sento bene. Buongiorno, ben ritornato su Antenna 3. Partiamo proprio da qui, da questa ordinanza del Ministero della Salute. Ieri sera alle 19 la comunicazione, una comunicazione molto sintetica del Ministro Speranza, che di fatto dice e vieta di fatto lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 di marzo. Il provvedimento, dice Speranza, tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante, detta variante UK, quindi la variante inglese, caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi. Da qui lo stop allo sci. Come è stata presa questa decisione ieri sera alle 19 da parte degli operatori della montagna, Walt? Qui non ci sono parole per esprimere la delusione, la preoccupazione e soprattutto l'arrabbiatura di tutto il mondo della montagna, che migliaia di persone che si erano preparate, attrezzate, organizzate con il massimo rigore e pronte per attenersi a tutti i protocolli e vademecum presenti, sono stati letteralmente neanche presi in considerazione e cancellati con una decisione del Ministro della Salute che per tempistica e modalità ci lascia veramente esterrefatti. Ecco, perché voi eravate pronti a ripartire sostanzialmente? Voi come maestri di sci, ovviamente gli impianti, molti alberghi che stavano per riaprire? Naturalmente questo qui, il settore montagna significa impianti di sci e quindi le aree sciistiche che avevano già proprio ieri in essere la battitura delle piste, l'assunzione di personale che è rientrato dalla cassa integrazione, gli albergatori, i rifugisti che avevano fatto provvista per i prossimi giorni di materia prima per dar da mangiare agli sciatori, i maestri di sci naturalmente, 15.000 maestri di sci organizzati con le massime regole. E qui siamo stati fermati e ci sentiamo veramente presi in giro. E tra l'altro, ecco, presi in giro sono più o meno le parole utilizzate ieri sera, poco dopo le 8, dall'ANEF, che è l'associazione degli impiantisti, che ha parlato di un insostenibile tira e molla, ingiusto, irrispettoso dell'impegno che la categoria ha profuso in questi mesi. ANEF non ci sta, queste le parole di Valeria Ghezzi, che è presidente di ANEF nazionale, di Renzo Minella, che è presidente di ANEF per il Veneto.
Senta Walt, voi come maestri di sci, tra l'altro, poche settimane fa, lo avevamo anche raccontato, avevate scritto una lettera appello al governo perché di fatto non c'è solo la questione di una stagione che ormai non si può più salvare a questo punto, ma c'è tutto il problema dei ristori che ancora non ci sono, o sbaglio? Sì. No, dice giusto. I ristori dal marzo 2020 ad oggi non è arrivato nulla, sono state fatte solamente delle grandi promesse, non ci sono ad oggi delle date certe, e questo noi vogliamo, delle date certe anche per quello che riguarda i ristori. Parlano di inserirli nel prossimo decreto, quindi ristori 5 dovrebbe essere, però ad oggi non c'è una data certa e questo credo che oltre ad essere a questa decisione di ieri sera che ci sconcerta, ci sentiamo anche umiliati nella nostra dignità di persone e di lavoratori professionisti, a cui viene di fatto vietato il diritto al lavoro e quindi al sostentamento anche delle nostre famiglie. Senta Walt, diciamo che questa polemica di giornata, che tanto polemica non è perché di fatto va a inferire sulla pelle viva degli operatori, è soprattutto politica, perché sabato si è costituito un nuovo governo, c'erano determinate aspettative, dopo 24 ore dicevamo questa doccia gelata. Va però sottolineato che all'interno del governo ci sono due rappresentanti bellunesi, due ministri bellunesi, Daniele Franco, ministro all'economia, già direttore della Banca d'Italia, e Federico D'Incà, ministro ai rapporti con il Parlamento. Lei si sente di lanciare un appello a questi due rappresentanti bellunesi nel governo, che di fatto non ci sono mai stati, due ministri bellunesi contemporaneamente non ci sono mai stati, quindi è anche un'occasione storica. Che cosa si sente di dire loro, Walt? In questo momento mi sentivo di fare loro un augurio di un buon lavoro e che la montagna, in questo caso bellunese, sarebbe ben rappresentata. A questo punto chiedo se ci sono e se hanno a cuore veramente la montagna, il territorio dove sono nati e vivono, che si facciano sentire, che facciano sentire la loro voce all'interno del governo. Sono due ministeri importanti, quindi penso che abbiano anche un certo peso. Ecco, le faccio una domanda di una stupidità assoluta, ma gliela faccio. Al 5 di marzo diciamo è impossibile riaprire, la stagione è persa del tutto stavolta. Va da sé che il 5 di marzo significa un mese esatto dalla chiusura degli impianti, quindi dalla Pasqua. 4-5 marzo di aprile sarà Pasqua. Temo che sarà veramente molto difficile questa volta sperare in una riapertura degli impianti, anche perché c'è veramente non c'è più fiducia nella classe politica che ci governa, perché potrebbe essere che il 4 di marzo alla sera, quando tutti si sono già preparati per una riapertura, ci blocchino di nuovo, per cui non lo so quello che potrà accadere da qui al 5 di marzo, ma la vedo molto difficile questa volta. Walt, la ringrazio per questa fotografia aggiornata della situazione in montagna. Ovviamente ci aggiorniamo per le prossime settimane, capiamo anche l'evoluzione a questo punto, soprattutto sul fronte dei ristori. Grazie a Fulvio Walt, maestro di sci e direttore della scuola Equip di Falcade. Buona giornata, anche se di buono c'è poco, Walt, mi pare di capire. Arrivederci, grazie. Grazie a lei e a tutti i telespettatori.
E rimaniamo per un attimo in montagna, perché nonostante tutto c'è voglia di montagna e lo dimostrano le immagini per certi versi anche discutibili, o comunque che stanno sollevando un polverone, che arrivano per esempio da Campomulo. Siamo sull'altopiano dei 7 comuni, dove il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, è stato costretto anche a diventare vigile sulla strada che da Gaglio porta proprio a Campomulo. Ieri tra le 11 e le 12, anzi le 14, ho fotografato, dice Munari, 40 auto per compilare altrettante multe per divieto di fermata e di sosta. Questo perché non andavano fermate e parcheggiate in quella zona, ma poi perché, lo vedete da queste immagini che hanno fatto il giro dei social, c'è stata di fatto una ressa che pone ovviamente degli interrogativi, tanti interrogativi probabilmente su queste immagini, e altre si soffermerà oggi il governatore del Veneto nella consueta conferenza stampa. Ci sono state code di auto anche sulla Lemagna, sulla strada a Gordina, quindi nelle direttrici per la montagna. Ci sono state immagini anche di assembramenti di fatto sulle spiagge del Veneto. Del resto era il secondo weekend in fascia gialla, una giornata contrassegnata dal bel tempo, e quindi il solito copione che abbiamo visto anche altre volte. E prima di andare in pubblicità, un aggiornamento di cronaca, perché c'è stata una tragedia a Santa Giustina, siamo in provincia di Belluno, dove ieri sera è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Giuliano Radamondo. Il 75enne stava effettuando dei lavori di manutenzione all'interno di una stalla in via Arnè, ma è rimasto incastrato nel tombino pieno d'acqua dell'abbeveratoio. È così deceduto con ogni probabilità per annegamento. Inutili i soccorsi. La salma è stata recuperata attorno alle 21:30-22 di ieri, sul posto anche i carabinieri di Sedico e di Santa Giustina. Quella di oggi, tra l'altro, è anche una giornata importante sul fronte vaccinale, perché inizia la campagna nei confronti degli over 80. A tal proposito siamo in grado di collegarci ora con Padova, con la collega Valentina Visentina. Valentina Visentina, che ci racconta appunto questo primo giorno di vaccinazioni di massa nel padiglione della fiera. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, siamo all'interno del padiglione 6 della fiera, centro vaccinale il più grande di Padova, dell'USL 6 Eugania. Questa mattina alle 8 puntuali sono iniziate le vaccinazioni di massa degli ottantenni, quindi si sta vaccinando la classe 1941. Lo vedete proprio qui alle mie spalle, il traffico è continuo, ci sono gli anziani qui che stanno per entrare nei vari ambulatori per ricevere la prima dose di vaccino. Al padiglione 6 si somministra il vaccino della Pfizer e invece più in là, se riusciamo ad inquadrare, c'è la grande area di monitoraggio, dove le persone che hanno già ricevuto il vaccino dovranno sostare per circa 15 minuti sotto osservazione per vedere insomma se ci sono delle reazioni. Tutto sta procedendo per il meglio, ci hanno detto anche gli stessi anziani che l'organizzazione è molto buona. Sono operativi su 16 ambulatori, ne sono operativi al momento 8, ma questa macchina, qualora dovessero arrivare le dosi, ci ha detto il direttore generale Scibetta, è pronta con il motore a partire con il motore di una Ferrari. Un'unica cosa, ci sono registrati alcuni assembramenti questa mattina perché molti anziani, pur avendo l'appuntamento anche più tardi, si sono presentati con largo anticipo, quindi la dottoressa Simoncello dell'USL 6 invita gli anziani a presentarsi nell'ora indicata, 5-10 minuti prima, non molto prima, proprio per evitare lunghe code e assembramenti. Questo è l'invito che viene fatto insomma agli anziani. Prima dose oggi, la prossima l'8 marzo. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero Valentina. Tra l'altro le vaccinazioni oggi sono partite in diverse ULSS del Veneto, nel veneziano sia l'ULSS 3 che l'ULSS 4, si comincia anche qui dalla classe 1941, 6.380 nell'ULSS 3 Serenissima, circa 2.000 nell'ULSS 4 del Veneto orientale. Prima di andare in pubblicità vedo già collegato, perfetto, lo saluto e lo ringrazio, il nostro virologo di fiducia Fabrizio Pregliasco. Eccoci qua. Eccoci, professore. Allora guardi, facciamo così, solo qualche istante di pubblicità, poi sono subito da lei. A dopo. Di nuovo in diretta, siamo collegati, lo avete visto pochi minuti fa, con Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, con il quale facciamo il punto periodico e aggiornato della situazione, una situazione che definire liquida è poco, stante anche la presenza ormai di queste mutazioni. Professore, buongiorno di nuovo. Comincerei da una domanda strettamente connessa all'attualità e da lì partiamo. Ha fatto bene Speranza a bloccare lo sci e quindi a rinviare il tutto al 5 di marzo? Io credo di sì. Purtroppo il tempismo credo abbia creato una valangata di improperi e di comprensibilissime, diciamo, contestazioni rispetto all'immediatezza della disposizione. E non devo giustificare l'attività governativa, non ne faccio parte su nessun livello, però io temo che forse questo momento, no, di passaggio e forse di non adeguata, diciamo, connessione con le regioni, che già in molti casi avevano dato il via libera con ordinanze regionali, abbia creato questa impasse. Però purtroppo la situazione, lo ha detto lei, è così fluida che queste varianti rappresentano un grande rischio, non solo sul fronte dello sci in generale, ma su questa maggiore loro trasmissibilità e necessità di in qualche modo come dire, stare in un equilibrio, perché siamo veramente su un filo di lama, no? Di rispetto a una situazione che non migliora, anzi che ci dà segnali di peggioramento. Ecco, quindi una situazione che peggiora, questo anche alla luce della presenza di queste mutazioni di fatto, professore, quanto ci dobbiamo preoccupare? Abbastanza, purtroppo. Dobbiamo tener conto che da poche percentuali di presenza di alcune varianti come quella inglese siamo già arrivati quasi al 20% di questa variante, con valori per esempio in Lombardia che già arrivano al 30%, e abbiamo visto ciò che ha già fatto in altre nazioni dove si è esplicitata in modo evidente, no? L'Inghilterra in particolare, e quindi la situazione che io andavo a dire, temiamo ancor più ora di una possibile terza, spero magari solo onda e non ondata in termini di intensità, ma di recrudescenza nel numero di casi, proprio perché abbiamo visto che questa maggiore trasmissibilità è anche legata a una infezione nei bimbi, nei ragazzi, meno coinvolti percentualmente, però tutto questo ovviamente li rende ancora più soggetti atti a diffondere la malattia nel contesto della vita comunitaria. Ecco, perché diciamo che una delle particolarità di questo momento è che queste mutazioni si diffondono particolarmente tra i più giovani, è così? Sì, rimangono come sempre non pesantemente colpiti dal punto di vista clinico, però questa maggiore trasmissibilità del virus legata a una maggiore persistenza e carica virale nelle vie aeree, di una spike, l'abbiamo capito, questo uncino meglio organizzato, tra virgolette, più efficace nell'agganciarsi alle nostre cellule, fa sì che questa trasmissibilità sia del 30-50% stimata superiore. Non abbiamo ancora contezza, ma qualche informazione ci sta dicendo anche che potrebbe essere anche più letale, però a prescindere dalla diciamo quella che non sembra ad oggi essere una maggior letalità, tutto questo porta a un rischio di una quota superiore di morti, perché più casi
ovviamente percentualmente più morti, ma in termini assoluti anche poi più decessi oggettivamente. Questo professore, è un concetto molto importante. Tra l'altro ne avevamo parlato anche 2 settimane fa, proprio della differenza tra tasso di letalità e di mortalità. Studi scientifici proprio di queste ore pare appunto che dicano che ci sia anche una maggiore letalità. È così? È così, speriamo che insomma, questo non sia confermato, ma è ovviamente una brutta cosa. In genere le varianti virali che prevalgono nel tempo sono quelle che adattano al meglio il virus al proprio bersaglio, al proprio parassitato, perché i virus in generale sono proprio i parassiti assoluti. Come sappiamo, abbiamo ben capito ormai tutti, sfruttano il meccanismo replicativo delle cellule che scelgono come bersaglio per replicarsi. Quindi se un virus come quello di Ebola è crudelissimo, cattivo e determina casi mortali, poi non gioca bene, mentre invece questo virus l'abbiamo visto come gioca bene, e proprio paradossalmente la sua banalità nella gran parte delle infezioni che causa, che facilita questa diffusione. E quindi vedremo questi effetti, e quindi io temo che dobbiamo, purtroppo non penso, alcuni dei miei colleghi hanno giustamente invocato un lockdown duro e prolungato, ma ovviamente questa poi è una scelta politica, una scelta impopolare e io temo impraticabile, tra virgolette, rispetto alla maratona che già stiamo chiedendo e alla sofferenza di diverse filiere di lavoratori, di imprenditori che sono alla canna del gas, nel senso nemmeno, come dire, figurato. E quindi davvero quello che si è riusciti a fare, quindi bisogna ringraziare, non è che tutto quello che si è fatto ad oggi questo lockdown non serva, perché il lockdown a colori, diciamo, dell'Italia è un tentativo abbastanza discretamente riuscito, perché siamo riusciti a regolare, io dico, l'ho detto in altri casi anche con voi, i rubinetti di diffusione della malattia, e quindi non li abbiamo stretti tanto da bloccare l'arrivo di nuovi malati, ma stiamo regolando la velocità con cui le persone si ammalano, e in questo momento possiamo dire che a livello degli ospedali e della terapia intensive siamo un po' più rasserenati e quindi riusciamo a garantire la miglior cura possibile ad ogni singolo soggetto. E quindi questo è lo sforzo da fare ancora per 2 o 3 mesi, e l'altro sforzo, come avete fatto vedere anche nell'intervento poco prima, è quello di velocizzare quanto più possibile, compatibilmente con la disponibilità di dosi, la vaccinazione nella popolazione. E questo è l'altro punto, l'altro fronte caldissimo, che tra l'altro già in qualche modo riscontra dei primi attriti, dei nuovi attriti tra governo e regioni. Le chiedo, professore, le regioni fanno bene a invocare l'autonomia sull'acquisto dei vaccini? Io non conosco, diciamo, quali possono essere le modalità di acquisizione non attraverso l'Europa, non attraverso i fornitori, diciamo, in prima linea, le aziende direttamente, e con la difficoltà di ridistribuzione a livello mondiale. Quindi davvero anche l'AIFA ha ribadito, no, è fondamentale che si verifichi ovviamente la fonte e la reale disponibilità di vaccini di qualità rispetto alle vie ufficiali, o meglio istituzionali, perché in questo momento di penuria di vaccini ovviamente c'è una grande ricerca e disponibilità, insomma, magari di altre nazioni a pagare forse di più queste aliquote di vaccini, ma credo che solo l'Europa come acquisitore su grande scala possa garantirci davvero la fornitura, che sembra essere comunque migliorata, e quindi davvero io credo che rispetto all'equità nel servizio sanitario nazionale, al diritto dal nord al sud di avere la vaccinazione, la speranza di avere la vaccinazione, questo debba essere fatto istituzionalmente. Ecco, quindi lei dice meglio che se ne occupi l'Europa,
ovviamente premendo un po' di più l'acceleratore, perché di fatto il vaccino deve correre più del virus e allo stato attuale non è così. Beh, purtroppo è un problema di disponibilità, ma è anche poi di disponibilità verso i paesi in via di sviluppo che non hanno soldi nemmeno per comprarlo, perché se lasciamo correre lì la malattia, questa continuerà a darci anche a noi problemi di casi importati e di varianti. Quindi credo che uno sforzo invece da fare come Italia e come istituzioni è quello di validare la capacità di nostri siti produttivi per produrre vaccini, diciamo, in conto terzi, e quindi rendere più possibile per il mercato interno e per quello anche internazionale un'ulteriore quota di dosi di vaccino. Ecco, questo è un aspetto molto importante, professore, quindi produrre in loco su licenza di fatto. Esattamente. Questa potrebbe essere una via. Lei tra l'altro, professore, anche qui da noi aveva detto: per uscire dall'emergenza o comunque dal cuore dell'emergenza basta in qualche modo arrivare al 20% di vaccinazione. Conferma questa soglia e stando così le cose, quando ci arriveremo a questo 20%? Caspita, questo dipende proprio dalla velocità e dalla disponibilità. Spero che davvero segnali di ridistribuzione, di presenza di dosi di vaccino e sull'Italia sia confermata. E dicevo 20-30%, soprattutto ovviamente con grande attenzione a quello che già nel Veneto ben si fa, cioè di vaccinazione di quella quota di persone più fragili, perché così dai modelli matematici ci dicono che con questa quota il 30% dei ricoveri ospedalieri andrebbero a ridursi e il 70% della mortalità, quindi una situazione sicuramente già di rasserenamento verso gli effetti più pesanti di questa malattia. Professore, oggi in Veneto parte la campagna vaccinale rivolta agli over 80. Secondo lei quanti Novax ci saranno e soprattutto come si fa a convincere tutti? Ci picchia. Le indagini pre-disponibilità del vaccino erano abbastanza inquietanti, perché si vedeva un 20-30% della popolazione come minimo dubbiosa anche rispetto alla sicurezza del vaccino, al fatto di dire aspettiamo a vaccinarci. Io credo che davvero si debba riconoscere che comunque gli studi fatti riguardanti la sicurezza di queste vaccinazioni sono comparabili a quelli di altri studi per altri farmaci, altri vaccini messi in commercio, e quindi è come dire aspettiamo un farmaco antitumorale a usarlo per 1 o 2 anni, vediamo che cosa fa e io non lo uso, no? Anche se mi serve. Questo credo non sia una buona cosa. Rimane il concetto che i dati ad oggi disponibili sono di un profilo di effetti avversi assolutamente inferiore anche a quello di farmaci come l'acido acetilsalicilico o il paracetamolo. Andiamo a leggere il bugiardino anche di questi farmaci, confrontiamolo col bugiardino, cioè la scheda tecnica del vaccino in termini percentuali di rischio, e vedremo che sono comparabili, o meglio sono migliori quelli della vaccinazione, in termini poi anche di frequenza degli eventi avversi più pesanti. Quindi davvero ribadiamo che dobbiamo correre tutti dei rischi bassissimi, perché anche le vaccinazioni che abbiamo visto, già le 2 milioni e rotti di vaccinazioni hanno visto 1700 casi non mortali e non pesantissimi di risultato di anafilassi nei primi 15 minuti dalla vaccinazione, quindi una cosa assolutamente irrisoria e irrilevante. E quindi a base di questo io credo che vaccinarsi sia una responsabilità di opportunità per il singolo, di opportunità perché vaccinandomi proteggo i miei cari, i miei familiari, ma facendo così proteggo la comunità, e la vaccinazione, oltre a ridurre la sofferenza, è l'unico modo per far ripartire l'economia. Grazie professore, grazie davvero al professor Fabrizio Pregliasco, il nostro virologo di fiducia, grazie, buon lavoro. Ci colleghiamo adesso con Marghera Rivato Zaia. Aggiornamento rispetto ai vaccini, perché la situazione è in totale evoluzione. Tamponi molecolari sono 3.895.000, 4,38, e i tamponi rapidi sono 2.898.000, 6,59. I positivi sono 2,41 nelle ultime 24 ore,
L'incidenza sugli 8.221 tamponi fatto è del 2,93%. Considerate che questo è un campione non rappresentativo perché stiamo parlando della domenica. Numero dei positivi 321.716 dal 21 febbraio ad oggi. Numero dei positivi oggi in Veneto sono 24.810. I ricoverati in ospedale sono 1.581. Così distribuiti: 148 in terapia intensiva. Considerate che i positivi in terapia intensiva oggi sono sotto i 100, quindi meno 3, e 1433 meno 5 in area non critica. Totale dei deceduti nelle 24 ore 11. Siamo a 9.509. I dimessi sono 15.298. Due considerazioni prima di passare la parola a voi per le domande e dopo al dottor Flor. Prima considerazione, vicenda piste da sci. Allora, che sia chiaro che il senso di responsabilità i veneti ce l'hanno fino al midollo spinale. Per noi viene prima di tutto la salute. Ve lo dice uno che ha fatto anche ordinanze impopolari per la tutela della salute. Però è raccapricciante e imbarazzante vedere un'ordinanza per la chiusura delle piste da sci emanata 4 ore prima della possibilità di aprire le piste da sci. Perché se volessimo proprio ragionare, non per assurdo, ma in maniera virtuale, voi sapete che noi abbiamo anche le piste illuminate, potremmo tranquillamente aver voluto, che so, fare un débloccage, per usare un termine di altri settori, o un'anteprima dell'apertura, che so, a mezzanotte e un minuto nelle piste da sci illuminate che abbiamo. Potevamo farlo, fermo restando che io in via prudenziale ho fatto un'ordinanza che prevedeva l'apertura delle piste da sci dal giorno 17, proprio perché, siccome siamo attenti al tema della salute, in comune accordo con gli operatori abbiamo deciso di saltare a pie pari il tema del carnevale. Questo è il grande senso di responsabilità che gli operatori in ogni istante della loro vita professionale hanno dimostrato. Devo anche dire che l'apertura delle piste da sci dal 17 o dal 15 è comunque un atto di impegno che io voglio riconoscere agli operatori diseconomico. Che non ci sia qualcuno che pensa che l'apertura il 17 o il 15 o qualche settimana dopo sia l'occasione per arraffare e guadagnare. Lo fanno semplicemente per dare anche un segnale, no? Questa ormai è una stagione persa, per loro sono una stagione e mezza, perché ricordo che abbiamo chiuso a marzo e da allora non si è più riaperto. Perché è imbarazzante? Perché questa è un'ordinanza che si poteva fare il giorno prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima, 5 giorni prima, una settimana prima, un mese prima. Cioè, capite che non sta in piedi sta storia delle 4 ore prima. E soprattutto non possiamo continuare a assistere, a mio avviso, a dibattiti, diciamo, a latere su provvedimenti che hanno un valore giuridico. E il lockdown, e le piste, e le varianti. Parliamo di varianti. Chi è venuto qua al tavolo annunciando che il 24 dicembre alle 11.59, c'è ancora il messaggio, sembra un assurdo, un minuto prima di Natale, della dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico che mi annunciava di aver scoperto le varianti inglese in Veneto, io sono venuto qua a dirvelo. Vi ricordate i commenti del mondo scientifico? Sembrava un alibi per giustificare la tragedia che abbiamo subito a dicembre. Oggi sei tutti che parla delle varianti, oggi se non parli di varianti sei out, non sei neanche alla moda. Allora scusate, la variante adesso è un pericolo, il 24 dicembre quando dicevamo noi non era una giustificazione per quello che è accaduto in Veneto?
Adesso la variante è altamente contagiosa e manda in tilt i sistemi sanitari, quando dicevamo noi il 24 dicembre non era vero. Io sono venuto qui a parlarvi della variante il 26. 27. Il 26? 27? Il 27. Vi ho fatto passare Natale e Santo Stefano, poi ve l'ho detto. Sequenziata la notte di Natale. Quella notte trovarono 8 varianti nei tamponi, 5 nel database nazionale, quindi conosciute, 2 solo venete, ancora oggi non sappiamo che storia hanno queste 2 solo venete, e poi l'inglese su 3 pazienti, sì, non roba da poco. Oggi la variante inglese in Veneto pesa per il 17%, 18%. Vabbè, abbiamo capito che c'è questo, però io vorrei fare una domanda. Siccome abbiamo visto un sacco di dibattito, lockdown, e su, e su, tutte queste storie, posso chiedere, chi sta facendo queste dichiarazioni ha informazioni che noi non abbiamo? È legittimo chiedere questo. Guardate che io non faccio né il catastrofista né l'aperturista, mi conoscete. Abbiamo l'obbligo di guardare con obiettività, però mi sono chiesto, tra me e me, no? Cioè, se tu sei uno scienziato e dici che bisogna fare il lockdown, alla fine cosa rischi? Se uno non lo fa e le robe vanno bene, nessuno si ricorda di te, pochi si ricorderanno che tu avevi detto, e comunque era un atteggiamento prudenziale. Se uno fa il lockdown e tutto va bene, tu puoi sempre dire io ho detto che bisogna fare il lockdown. Se uno non lo fa e va tutto a rotoli, tu comunque l'avevi detto. Quindi su 3 possibilità, una è un pareggio e 2 sono vittorie. Se poi non hai responsabilità giuridica nel dirlo, perché se lo dico io è una roba, perché qualcuno può dirmi firma, ma chiunque può dire fate un lockdown, cioè avremmo o no diritto di sapere? Guardate che io non sto facendo, come si può dire, non sto facendo la reprimenda a questa questione, Io ho massimo rispetto per la comunità scientifica, ma abbiamo o non abbiamo il diritto di sapere quali sono le basi scientifiche? Perché se la giustificazione è inglese, l'inglese noi ce l'avevamo il 24 di dicembre e ci hanno detto che esaltavamo sta storia dell'inglese che non c'entra nulla. Allora guardate, io dico solo questo, dico che i nostri operatori che hanno battuto le piste da sci con i gatti, hanno chiamato il personale e hanno assunto il personale stagionale, maestri da sci, operatori in generale, si sono adeguati alle linee guida, si riapriva al 30%. Io non sto facendo un discorso pro o contro, io faccio un discorso di giustizia. Penso agli operatori dei rifugi che hanno i magazzini pieni di cibo, di derrate alimentari. Penso agli albergatori che hanno raccolto addirittura le prenotazioni di clienti, magari qualcuno è arrivato anche qualche giorno prima nell'attesa che si aprano le piste da sci, adesso dovrà fare le valigie e tornarsi a casa. Penso agli alberghi che hanno tenuto il riscaldamento acceso perché i muri non li riscaldi in una notte. Allora io dico che non c'è solo una questione di ristori, qui devono pagare i danni. Cioè è fondamentale questo, che si riconosca il danno, perché sennò non sta in piedi il ragionamento. Cioè non è una sfida, ma è ovvio che hanno avuto dei danni. Oltre al danno Covid ne hanno avuto anche un danno di programmazione. Fra l'altro stiamo parlando di un settore che, avendo un po' questo atteggiamento altalenante, un po' nutrendo anche sempre la speranza di poter aprire, non ha mai ricorso in maniera importante alla cassa integrazione, perché tu il dipendente non è che puoi dire vai, non vai, 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 cioè tu devi avere il dipendente pronto per il gatto delle nevi, per l'impianto di risalita, quindi è stata adottata al minimo oltretutto la cassa integrazione. C'è una luce in fondo al tunnel, gira sta voce che sembra che il provvedimento venga accompagnato, sottolineo sembra, venga accompagnato da un provvedimento, si parla di 400 milioni. Io ho sentito dire dagli impiantisti che hanno avuto rassicurazioni, non lo so. Io spero comunque che si riconosca la difficoltà di questo comparto. La montagna invernale è un servizio, noi abbiamo in corso i mondiali di sci, poi avremo le Olimpiadi
E pensate che oggi pensare ai mondiali di sci, le frecce tricolori, il sole, la neve, ce n'è tanta fra l'altro, sembra anche quasi una beffa non aver tanta neve con tutto chiuso, e fuori dallo steccato c'è la fame. Sembra quasi la metropoli luccicante con le vie della moda e fuori sono le favelas. Cioè fuori c'è la montagna buia, in silenzio, che soffre. Non possiamo dimenticarci di questo. Per noi il turismo vale 18 miliardi di fatturato ed è un turismo che non è solo economia, è anche biglietto da visita internazionale, perché 66% dei nostri turisti sono stranieri. Quindi quando tu parli di turismo del Veneto, che siamo la prima comunità in Italia, parli di un turismo che è ambasciatore del Made in Italy, di tutti i valori che conosciamo. Poi la salute, come vi dicevo all'inizio, viene prima di tutto. Però una roba fatta 4 ore prima, cioè, o che ti è arrivata in un dispaccio che arriva un bombardamento, dice a tutti chiuditi in casa, ma non mi sembra che 4 ore prima sia giustificabile quello che è accaduto. E io sono molto preoccupato perché molte di queste aziende non riapriranno più. Sono preoccupato perché c'è un'economia che è la foresta che cresce di questa montagna invernale che non se ne parla mai. E sto parlando degli stagionali, sto parlando degli studenti che fanno i maestri di sci, dei padri di famiglia che fanno i maestri di sci, che fanno i camerieri, lavapiatti, le camere negli alberghi, altre attività. Insomma, c'è tutto un indotto che è fuori da ogni forma di ristoro. Come facciamo a intercettare uno stagionale con i ristori? Me lo volete spiegare? Quindi noi abbiamo l'obbligo morale di pensare a queste persone. Ripeto, poi nessuno ha la colpa del Covid. Se il Covid c'è e c'è necessità di fare programmazione, la si fa, ma bisogna farla rispettando i tempi canonici che sono quelli della programmazione di un'impresa. Cioè, io penso ai colleghi, ho sentito entrambi i colleghi del Piemonte, della Lombardia ieri sera, cioè ancora alle 7 del pomeriggio non sapevano se potevano aprire le piste da sci oppure no. E comunque che tu apra il 15 come è accaduto per loro o il 17 come accade per noi, è inevitabile che anche i nostri siano pronti. Sono questioni di qualche giorno. Per quanto riguarda i vaccini, anzi ve lo dico dopo passando la parola al dottor Floro, vi lascio spazio per le domande. Allora, buone, Mattioli, la cava, avanti. Buongiorno a tutti. Allora, semplicemente sarà il dato politico di questa vicenda. Prego. Penso che è subito l'esordio, diciamo così, nella complicata amalgama del nuovo governo, nel senso che la Lega esprime 2 ministri che sono stati subito molto critici. E dal punto di vista politico, come adesso anche lei insomma, è stato molto critico, sì, mi interessava un suo commento su questo aspetto, insomma. Ma sai, allora il tema del cambio di passo ci vuole tutto fino in fondo. Diciamo che mi rendo conto che stiamo parlando di un governo che era in carica da quante ore? Da poche ore. Però è pur vero che a corollario di questo pasticcio ci sono anche dichiarazioni fiume per giorni di tecnici, CTS e consulenti del ministro che dicevano di chiudere, lockdown. Adesso io ho l'impressione, non vorrei che sia diventata una gara quella di rilanciare sempre più in alto, perché vedo un dibattito nel mondo scientifico che ormai sta anche polarizzando, no? Ci sono gli aperturisti e quelli chiusuristi, definiamoli così, lockdownisti. Ecco, di mezzo ci siamo noi cittadini che noi siamo stati educati che il medico è il medico, non siamo stati educati al fatto che un medico possa dirti una roba e uno un'altra. Noi siamo in mezzo a questo dibattito. Ripeto, però vedo sempre che le dichiarazioni più avventurose le fanno quelli che non devono firmare nessun provvedimento, e questo un po' mi lascia, cioè, avendo io l'obbligo di firmare dei provvedimenti, dico, se qualcuno passasse per strada e mi dice cosa bisogna fare, dico sempre, vi ricordate quando c'è stata l'alluvione? Ci fu una carica di un po' di misso tutto, no? La categoria misso tutto, c'è un bel proverbio in Veneto che non ve lo voglio dire sul misso tutto, che spiegava come bisognava fare, no?
forse non ve lo ricordate, io uscii pubblicamente e dissi: bene, siccome sono commissario e ho la possibilità di nominare soggetti attuatori, primo che apre bocca lo nomino soggetto attuatore. Spariti tutti, perché bisognava firmare, bisognava andare alla Corte dei Conti, e quindi io dico che io non sono assolutamente, come si dice, scandalizzato se qualcuno dice che c'è lockdown o non c'è lockdown, ma dietro non ci vedo giustificazioni e argomentazioni che siano utili per noi cittadini di capire da dove nascono queste cose. Quindi per me questo è un brutto incidente di percorso, un pessimo incidente di percorso, e il cambio di passo da sedato rispetto al timing e anche il fatto che ci vuole una voce unica. Scusatemi, ma non, cioè, come se qui noi come sanità parlassimo in 10, cioè, finisce che i cittadini dicono: ma c'è, il Covid c'è o non c'è? Ma chiudete o aprite? Ma cioè, capite che un minimo di regia ci vuole, cioè, ci vediamo insomma che voi considerate che a questo punto, giunti a questo punto, ormai abbiamo degli interlocutori scientifici che riteniamo più attendibili rispetto alle ricadute che possono avere sulle scelte governative. Cioè, se Mario Rossi dice una roba è più probabile che accada di quella che dice il ministro o viceversa, cioè, capite che così non può funzionare. Prego. Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Mi scusi, secondo lei si è data una risposta sul fatto che questa disposizione sia arrivata così tardi, cioè 4 ore prima? Non lo so dire. Buongiorno, guarda, non te lo so dire. A me spiace perché i nostri operatori veramente hanno investito per aprire. E ripeto, se posso sottolinearvelo, aprire per dare un senso di responsabilità, perché non fanno bilancio con questa apertura. Cioè, per loro è diseconomico poi, però così hanno doppio danno anche la beffa. Cioè, no. E invece su questa proposta di un altro lockdown lei cosa ne pensa? Io non sono in grado di pensare perché non ho capito quali siano i presupposti. Del resto sto sentendo parlare di lockdown da giugno. Vi sfido a dirmi che non è vero. Ho sentito parlare di chiudere le spiagge, ho sentito parlare, ad esempio, chiudiamo le spiagge perché si diffonde il virus. Noi quest'estate abbiamo sequenziato il virus ed è un virus che non c'è più. Cioè il virus estivo, la mutazione estiva non c'è più, ha esordito d'estate e si è spenta d'estate. Non avevamo le mutazioni che ci sono oggi. Io non sono un esperto, però è pur vero che mi sembra di capire che la comunicazione sta prendendo una piega che tanto male che vada nessuno si ricorda che tu l'hai detto, bene che vada fai un figurone. La storia del lockdown ormai abbiamo capito che funziona così. Presidente, ovviamente abbiamo parlato di tutti gli operatori delle piste da sci, la situazione che lei ha elencato poco fa. C'è un'altra categoria che sta attraversando un momento di grossissima crisi, sono i ristoratori. Noi, come penso anche tanti colleghi, riceviamo veramente numerose segnalazioni di ristoratori che sono alla canna del gas perché c'è gente che non riesce a lavorare a pranzo, hanno bisogno di riaprire la sera, o addirittura il caso di un ristoratore che ha chiesto al comune di ampliare il plateatico, gli è stato risposto di no, quando in realtà ci sono i presupposti, quindi anche i comuni in questo caso dovrebbero allentare un po' la presa. Non entro nel caso specifico perché non lo conosco. Non entriamo nel caso specifico. A me non risulta che i comuni non siano a fianco ai cittadini. Se questo è un caso specifico probabilmente ha un'amministrazione comunale che non capisce, però ripeto, in generale vedo sindaci che stanno facendo il diavolo a quattro per dare una mano agli operatori, non mi sento di mettere in croce i sindaci, non è facile. Poi sapete anche rispetto al lockdown, cioè io vorrei dire una roba, ve lo dico da amministratore, cioè se autorevoli scienziati parlano sempre di lockdown, finisce in un paese come questo dove tu devi sempre avere le carte in ordine, che finisce che poi qualcuno lo dovrà fare, perché se non lo fai succede qualcosa, ti ritrovi la procura poi davanti alla porta dell'ufficio. Per questo dico che c'è una responsabilità che non è irrilevante quando si apre la bocca. Mi sono spiegato? Vi ricordate la famosa storia della zona rossa della zona gialla del Veneto?
E perché dovete fare la zona rossa? E perché se muoiono è perché colpa non fate la zona rossa? Io dicevo sempre, la comunità scientifica, ed è esattamente il faro, il pesce pilota, no? C'è il nostro punto di riferimento. Però capite, se tutti i giorni c'è qualche scienziato autorevole che dice che ci vuole il lockdown, finirà che in via di autotutela qualcuno farà il lockdown. Magari ci sta e ci vuole, non ve lo so dire, ma magari non ci stava e non serviva. Questo sto dicendo. Solo un'ultima domanda, sono sempre di più i casi di persone che hanno contratto il Covid, sono trascorsi i famosi 21 giorni, non si sono negativizzate, eppure i datori di lavoro non le fanno rientrare perché il medico non fa un certificato, ovviamente perché risulta ancora positivo, il datore di lavoro non si sente di far rientrare il dipendente in azienda e quindi ci sono casi in cui li mettono in cassa integrazione, eccetera. C'è una soluzione a questo problema oppure no? Ora, questo è un tema reale ed è di diagnostica, nel senso che bisogna intanto capire quel molecolare di chiusura, quarantena, quante amplificazioni ha, cioè la diagnosi ci dice quante amplificazioni ha avuto nella PCR, quindi sappiamo se a carica virale alta o se sono pezzi di virus, come si dice nel gergo. Però bisognerebbe vedere, ormai c'è un'indicazione che sopra un tot di amplificazioni si considera che è una negativizzazione, però interesseremo ancora i nostri tecnici su questa partita, è la seconda volta forse che ce la segnali questa. Sì, non io, qualche mio collega, però ci stanno arrivando molte richieste da più di qualcuno. So che stava facendo anche una verifica anche proprio dal punto di vista con l'INAIL e quant'altro, insomma, quindi verifichiamo. Magari la sollecitiamo, sì, grazie. Va bene, grazie. Prego. La Cava Radio Wellness. Marco Lacava, Radio Wellness, buongiorno Presidente. Ha accennato prima alla pericolosità della variante inglese e nel Lazio si sta pensando di inserire una doppia mascherina nelle scuole appunto per contrastare questa diffusione, si parla di circa 7.000 casi. Visto che ha detto 17-18% di incidenza della variante inglese, visto che non è così bassa, lei crede che sia una strada percorribile anche in Veneto? Noi seguiamo tutte le indicazioni della comunità scientifica, noi abbiamo un comitato tecnico scientifico e abbiamo poi il servizio della prevenzione che segue tutte queste partite. Queste non sono scelte politiche, sono scelte scientifiche. Noi non facciamo quello che ci dicono, non possiamo decidere noi che farmaco somministrare o che prevenzione fare, questo dipende dalle linee guida, da quello che ci dicono. Sempre per il solito discorso. Poi magari dai 2 mascherine e ti dicono che non Sabato c'è stato lo screening in piazza, se ha qualche risultato? Sì, è andato bene, su 152 abbiamo fatto il primo screening, grazie al professor Baldo dell'Università di Padova, il primo screening fatto degli spritz su 152 ragazzi, o 158 era. Un positivo, ma fra l'altro in fase di verifica, perché utilizzando strumenti sensibilissimi penso abbiano voluto fare anche un molecolare, perché hanno utilizzato i test di terza generazione, quelli con l'intelligenza artificiale, per cui sapete che quelli ogni tanto sono più realisti del re, ma per i falsi positivi non è quello il problema. E quindi hanno detto che tentavano anche un molecolare, però capite che 1 su 152 vi dà già l'incidenza, che è bassissima. Tutti over 18. Prossimo weekend saremo, se non ho capito male, Verona e Treviso. Grazie. Prego. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, poi Proiettile a 7 e poi Moscati. Buongiorno a tutti. Presidente, come sta andando lo screening delle scuole e visto che scade la sua ordinanza a breve, che indicazioni, se già può darle oggi? Sì, guardate, lo screening della scuola sta partendo, nel senso che voi sapete che abbiamo queste scuole, definiamole sentinella, no? Dove si fanno tamponi di screening agli studenti per monitorare il grado
il livello di circolazione del virus. In più vi ricordo che nelle terze medie, in alcune terze medie, si inizia anche con dei tutorial in presenza per l'uso del tampone fai da te, del tampone in autosomministrazione, ovviamente con tutor, per preparare una comunità che sarà inevitabile che prima o poi si troverà ad avere un test fai da te da utilizzare, perché poi questa sarà la fine, anche se vedo che gli scienziati non amano ste robe. E detto questo, per quanto riguarda la scuola, confermiamo che ho visto oggi la bozza di lettera e il nostro intendimento è quello di sostenere l'apertura della scuola fino al 5 marzo al 50%. Quindi proseguire al 50%, perché visto anche le dichiarazioni che si stanno facendo, gli annunci di lockdown e quant'altro, pur avendo il Veneto oggi una situazione di assoluta tranquillità, però è prudenziale essere prudenti. Quindi il 50% fino alla scadenza del DPCM che scade il 5 marzo. Noi abbiamo già fatto, siamo alla terza settimana di apertura, come ricordate, e quindi faremo le altre 3 fino al 5 marzo. Una precisazione su quanto dichiarato poco fa, e cioè che la variante inglese ha colpito forte a dicembre qui da noi in Veneto, è confermato e supportato dai dati, e quindi che conseguenze può avere tutto questo? Per esempio, intendo dire, l'Umbria adesso sta salendo, il centro Italia sta salendo, evidentemente è lì che adesso la variante inglese si sta diffondendo. Qui invece che prospettive abbiamo? Ma guardate, allora nessuno ha la sfera della verità in mano, e ci vuole anche umiltà nel valutare i processi. Noi sappiamo che abbiamo avuto un'infezione a novembre e dicembre che non è un'infezione canonica, cioè non ha avuto un andamento canonico che è quello classico dell'infezione da Covid. Abbiamo avuto un picco verso l'alto perpendicolare e una caduta altrettanto perpendicolare. Avete visto i grafici, nessuna curva è così in giro per il mondo, o meglio, la nostra assomiglia di più a quella inglese, se volete, no? Abbiamo scoperto di aver avuto la variante inglese e questo è uno degli elementi. Abbiamo capito che ci possono essere anche altri elementi, abbiamo queste 8 varianti. È pur vero che la situazione oggi è capovolta, le comunità che andavano bene a dicembre in giro per l'Italia oggi vanno male, le comunità che andavano male oggi vanno bene. Il Veneto in questo contesto è sicuramente quella messa meglio, nel senso che ad oggi, domani potrebbe essere che il cambio di scenario è repentino, ad oggi noi abbiamo avuto un calo, siamo passati da 3.400 pazienti ricoverati ai poco più di 1.500 di oggi, quindi calcolate che in 40 giorni abbiamo 1.800 posti letto liberati e siamo passati da 401 ricoverati in terapia intensiva positivi, picco di positivi in terapia intensiva, ad oggi sotto i 100. Quanti saranno oggi? Se Rosi ha mandato il grafico c'è. Ieri erano 101 per dire. Quindi questo è il vero dato. Io non so quale sia l'evoluzione. Io sono convinto di una cosa, però magari sarà una sensazione punto e basta, magari anche sbagliata. Però noi abbiamo avuto una tale forza di contagio a novembre e dicembre, per cui penso che il nostro dazio comunque in gran parte l'abbiamo già pagato. 91 sono oggi in terapia, quindi siamo passati da 401 a 91, meno di un quarto ne abbiamo. Allora, Chiara Proietti, giusto? Della 7, poi si prepara Moscati e poi Vanzan. Buongiorno Presidente, buongiorno Piazza Pulita. Le volevo fare una domanda in merito ai vaccini, nel senso che la Regione Veneto il 3 febbraio scrive ad AIFA chiedendo di autorizzare la negoziazione di 4 milioni di dosi di vaccino e si scrive riguarderà solo vaccini già autorizzati da EMA. Confermo. Perfetto. L'accordo però tra l'Unione Europea e i Paesi membri parla abbastanza chiaro, nel senso che è assolutamente vietato negoziare i vaccini con aziende con cui l'Europa ha stretto ha dei vincoli e degli accordi. Quindi le chiedo quali sono le aziende con cui voi state negoziando, visto che tra l'altro AstraZeneca e Pfizer, sentiti
da noi respingono che stiano negoziando dosi di vaccino extra. Io posso dire questo, a parte il fatto che c'è un comunicato della scorsa settimana della Commissione europea che dice che acquistare vaccini sul territorio europeo è possibile, questo è un comunicato della portavoce della Commissione, ma a parte questo, noi abbiamo, poi ne parlerà anche il dottor Flor che è molto più preparato di me, abbiamo delle offerte contrattuali tramite intermediari per vaccini ufficiali sul territorio europeo. Ma quindi parliamo di AstraZeneca, Pfizer e Moderna? Abbiamo già detto che noi parliamo solo di vaccini EMA, autorizzati EMA. Questi tre. Non stiamo parlando di Sputnik, di cinese o di altre robe. Quindi, no, per fare un po' di ma noi l'abbiamo sempre fatta questa chiarezza, l'abbiamo detto in tutte le occasioni, tanto è vero che abbiamo scritto a AIFA, come lei ricorda, una lettera citando questi vaccini. Sono quindi queste tre gli autorizzati EMA, gli autorizzati EMA, perché se domani autorizzano un altro vaccino sarà autorizzato EMA e quindi andremo a chiedere. Sono questi tre, perché attualmente sono questi tre autorizzati, esatto. Poi l'Europa, ok, quindi sono questi tre. Okay. Diciamo l'ambito delle trattative è in questo ambito, quello degli autorizzati EMA. Ok. Non pensate che questo però ponga un problema, nel senso che diventa una guerra tra regioni, cioè pensare che i veneti abbiano le dosi di vaccino e la regione a fianco no, non pone un problema anche, voglio dire, ma lei allora in parte ha ragione, nel senso che noi mettiamo a disposizione i contatti che abbiamo avuto e che ci hanno cercato, non li abbiamo cercati noi, dove parlano di dosi da 12 milioni uno, 15 milioni l'altro. Penso che valgano la trattativa per un paese, non per una regione. Ecco, allora se è una colpa anche interessarsi di procurare vaccini su canali ufficiali, certificati, e abbiamo messo a disposizione le nostre carte affinché, lo dirà oggi il dottor Flor, abbiamo prima scritto in tempi non sospetti ad AIFA, AIFA ci ha risposto che è bene che parliamo col commissario, scriveremo al commissario e già la lettera è già pronta, più trasparenti di così cosa dobbiamo fare? Sì, però c'è anche poi un problema di costi, perché se vengono poi pagati... Ma questa è una fantasia che diffondete voi, perché noi abbiamo sempre detto che i costi sono uguali o inferiori a quelli di negoziazione. Se aveste seguito tutte le conferenze stampa, invece di intervistare quelli che parlano, che vi vengono a dire che noi strapaghiamo i vaccini, non mi avrebbe neanche fatto questa domanda. Voi comunque avete incontrato dei mediatori, quindi? Il dottor Flora ha incontrato, io non ho mai incontrato nessuno. Il direttore ha incontrato dei mediatori, perché qua si pone il problema anche dei mediatori, no? Visto cosa è successo in Umbria. Ma guardate che le aziende, noi investiamo circa 1 miliardo di euro in farmaci all'anno, non tutte le aziende vendono direttamente. Se avessimo dovuto trovare i fornitori produttori, staremmo ancora girovagando per il mondo a cercare respiratori, mascherine, dispositivi vari, farmaci, cioè il Covid noi abbiamo avuto un sacco di intermediari. Però per evitare possibili anche truffe sarebbe il caso probabilmente di rendere noti chi sono questi intermediari in modo tale che... Ma gli intermediari non sono robe losche, il Arcuri avrà i nomi, i cognomi, avrà tutta la disponibilità del caso e noi non abbiamo nulla da nascondere. Tanto è vero che abbiamo scritto ad AIFA. A me spiace che voi diffondiate questa narrazione che si va al mercato nero. Stiamo parlando, fra l'altro possiamo confermare, Flor mi correggerà, che forse 1 o 2 sono addirittura fornitori della regione. Abbiamo comprato ventilatori? Abbiamo comprato ventilatori, ad esempio. Cioè non stiamo parlando di mestieranti che vengono qui e si sono inventati che hanno un garage pieno di vaccini. Ma sai perché ve lo dico? Perché io trovo corretto che assolutamente ognuno dà l'informazione che vuole, ma è talmente delicata sta roba che a noi spiace di essere dipinti come quelli che vanno a trattare il mercato nero, che tra un pacco di sigarette di contrabbando portano via anche un pacco uno scatolone di vaccini, perché non è così. No. È vero che è stata fatta una scrematura, perché se noi avessimo dovuto seguire tutti quelli che sono venuti qui a suonare e offrire vaccini, ripeto, noi vi sfido di trovarne uno, noi non abbiamo mai cercato nessuno. Bene che voi vi occupiate del Veneto, ma vedrete che mentre voi perdete tempo col Veneto, qualcun altro a sorpresa vi farà vedere il camion sul piazzale in qualche altra regione. Ve lo garantisco io, perché parlo con i miei colleghi.
E quindi noi facciamo anche da distrazione in questa fase, no? No, ma è che è un problema a livello nazionale ed europeo, no? È un problema mondiale. Però ci sono ritardi nei vaccini, se poi viene fuori che invece si possono negoziare e comprare e possono arrivare in Veneto dopodomani, è un problema. Ma scusi, ma è colpa mia? Se la Germania compra vaccini o l'Ungheria compra vaccini, è colpa mia? Cioè io nel mio oggetto sociale ci ho scritto che devo occuparmi della salute dei veneti. Lei nel suo oggetto sociale c'ha scritto da portare a casa il servizio per Piazza Pulita, o no? O lo dà la RAI? Allora mi dà ragione. Tanto non la manda in onda sta roba. Perché dice? Siamo sicuri. Avete altri veneti? Ah, l'ultima parte. Crisanti tra l'altro ha detto che è assolutamente immorale comprare vaccini fuori dagli accordi europei, questo si riferiva? No, è una domanda? Sì. Ah, ho letto anch'io. Non è immorale secondo lei? In che senso? Non è immorale, dico. Dovreste chiederlo a Crisanti perché è immorale. Perché si pone il problema tra regioni che le dicevo prima, no? Diventa un po' una guerra. Allora siamo stati immorali anche con i respiratori. Siamo stati immorali anche a acquistare la macchina per far tamponi per Crisanti. Pensa, eravamo gli unici che sono riusciti a comprarsela. Ma pensa che immorali. Ma pensa che immorali. Adesso che penso, abbiamo comprato una macchina per il professor Crisanti quando tutti non riuscivano a farsi i tamponi in casa e noi ce li avevamo. Mi sa che andrò a confessarmi. Comunque l'ultima cosa, aspettate, questi contratti vi stanno arrivando, vi arriveranno a giorni. Ci sono già arrivati. Sono già arrivati. Se voi ci chiamate tutti i giorni, evitate di dire robe che non sono vere. Questi contratti possono essere... A voi no. Vabbè. No, voi giornalisti no, scusi, no, non a voi giornalisti no, perché sono contratti che hanno un vincolo di riservatezza, ma assolutamente il governo ce li ha quando vuole. Quindi voi state aspettando l'ok dal commissario? Noi stiamo, guarda, adesso seriamente, e mi scuso anche se faccio qualche battuta, però a volte a vedere cosa pubblicate dico perché non chiamano che magari gli spieghiamo com'è la vera versione. Allora, seriamente. Noi le faccio una sintesi così manda quello. Noi siamo stati contattati, non abbiamo mai cercato nessuno. Il dottor Flora ha scremato tutti quelli che comunque forse erano trascinabarattoli, c'è anche chi magari potrebbe tentare. Ha selezionato delle figure che peraltro alcuni sono anche fornitori nostri. Storicamente che hanno portato la Mercer, è stata pagata, non c'è stato... Bene. Selezionati questi, abbiamo chiesto che facciano un'offerta. Le offerte sono state fatte per iscritto, c'è un contratto arrivato che noi non abbiamo firmato. Nel frattempo in via prudenziale avevamo scritto ad AIFA, ancora prima che questi iniziassero a parlare, ho detto guarda che c'è questa possibilità. AIFA ci dice, ci ha risposto dopo 10 giorni, 15, non so quant'è, ci ha risposto dovete parlare con Arcuri. Il dottor Floro oggi scriverà Arcuri, spiegherà che c'è un'azienda che ci propone 12 milioni di dosi, giusto? Ce n'è un'altra che ce ne propone 15 milioni di dosi, giusto? Ci dice che andremo a caricarli non sotto scala di Piazza Pulita o a casa mia, ma in azienda. Ci dice anche il prezzo, che non è una volta quello che una volta, cioè non è il 100% in più, il 50% in più, ma sono prezzi in linea con quelli che sono stati pagati fino ad ora. Punto. Volete metterci in croce? Eccoci qua. No, però quindi appunto le dosi ci sono e le aziende non sono trasparenti in questo momento. Questo lo dice lei? Dico, io non ho mai detto che le aziende non sono trasparenti. E Pfizer hanno detto che non stavano... Questo lo dice lei? Io non ho detto che le aziende non sono trasparenti. L'ho detto lei. Giusto? Dicendo AstraZeneca e Pfizer hanno detto che non stavano negoziando... Ma secondo me hanno detto la verità. Forse dovevate fare un'altra domanda. Se vendono solo gli Stati membri, ad esempio. Ma scusi, ma lei come me lo spiega che Israele ha già vaccinato tutti? Come mi spiega che la Gran Bretagna non si lamenta mai perché non ha vaccini? Come mi spiega gli stanziamenti della Germania che dice di essere in procinto, si è approvvigionata, parlano di 30 milioni di dosi, non si è ben capito, o i nuovi stanziamenti? Io non me lo spiego. Però è anche vero che il mondo è più grande dell'Europa, no? Quindi tutti comprano vaccini. Probabilmente, senza far colpa a nessuno, ci saranno dei canali per cui le produzioni
non avranno solo vendite dirette, ci saranno anche degli intermediari che compreranno lotti e adesso si ritrovano dei lotti in magazzino e il magazzino magari è direttamente la fabbrica che li produce, che fa magazzino, non glielo so dire, ma io non mi sento di incolpare le aziende produttrici e noi non stiamo trattando con le aziende produttrici. A loro dovreste chiedere se vendono solo gli Stati membri o se stanno vendendo ad altri. Se invece andate a chiedere voi state vendendo alla Regione Veneto, vi dicono di no, perché non facciamo parte della categoria. State comprando da altri stati? No, ho detto questo. E se fosse stata attenta all'inizio ho detto in Europa. Stiamo parlando di mercato europeo. Possiamo proseguire? Grazie. Prego. Vanzan. No, scusa, Moscati. Prego, scusami. Moscati. No, intervieni se sui... Scusa, Moscati, sì. No, ma scusami. No, nel senso che a questo punto sono io che non capisco più, però scusi Presidente, cioè nel senso che se sì, perché Europa, fuori Europa, cioè i canali attraverso cui state negoziando voi sono europei, Europa, ma all'interno dell'Unione Europea, perché la Romania è in Europa ma non è nell'Unione Europea, per capirci. No, la Romania è in Unione Europea. È nell'Unione Europea, sì, allora è se la dicevo io era una cazzata per i social. No, anche se la dico io. È dentro Schengen. Lasciate perdere Schengen, la Romania è in Europa, che adesso non facciamo anche gli esperti, non c'entra niente Schengen con l'Europa. Prendiamo la Turchia, così siamo tranquilli, prendiamo la Turchia. Se Schengen è una roba, essere in Europa è un'altra. Sì, è un di più. Allora, dopo lascio la parola al dottor Floro. Sì. Gli interlocutori, cioè, possiamo spingerci un po' più in là. Allora, le due proposte che ha sono europee, sul mercato europeo, giusto? C'è poi una variazione extra UE politica, ma UE geografica, che è Gran Bretagna. E poi ce n'è una che non valutiamo neanche, che dà in giro per il mondo, che non ci interessa. Ok, no, perché questo spiegherebbe, credo, a beneficio di tutti, come sia possibile questa querela che giustamente sottolineava la collega, cioè AstraZeneca e Pfizer, se ho capito bene, hanno un accordo con l'Unione Europea per uno stock di lotte, ok? E l'acquisto extra non può andare a intaccare quegli stock che sono oggetto del contratto tra l'UE e le ma è un magazzino che hanno venduto. Ed è una storia a sé. Dopodiché le stesse case farmaceutiche hanno degli altri canali di vendita attraverso i quali si può... Scusate, io non so cosa hanno. Io parto da un presupposto che li producono loro. No, per cui... sì, parto da un presupposto semplicissimo. C'è un'azienda che è un'industria farmaceutica che produce i flaconcini. Avrà dei contratti con l'Europa e allora deve far fede a quello che si è impegnato di dare all'Europa. Immagino che poi non chiuda la fabbrica la sera quando ha finito l'Europa, perché avrà gli Stati Uniti, avrà l'America Latina, avrà l'Asia, avrà gli Emirati Arabi, avrà ad esempio Israele, lo Stato di Israele che ha già vaccinato. Quindi immagino che abbia un purpurì, un portafoglio di clienti pauroso. Domanda che faccio io, così sfattiamo sta roba: sarà pur possibile che uno di questi clienti si sia approvvigionato delle dosi e le metta sul mercato? Punto di domanda. Quindi? No, uno dei clienti, ma guardate che Pfizer, per fare l'esempio di Pfizer, piuttosto ne citiamo uno, Pinco Pallino, produce per istituzioni, produce per intermediari, produce, pensate, uno dei più grandi gruppi di acquisto, non se ne parla mai, di farmaci, è un gruppo d'acquisto costituito dalle farmacie, sono uno dei più potenti gruppi di acquisto di farmaci, quindi sono forse i primi clienti di un'industria farmaceutica. E io so da che canale sono stati comprati questi vaccini. Però guardate, a me basta che sia chiaro che noi abbiamo detto fin dal primo giorno: qua ci sono le carte, vi prendete la briga di valutarle e vi prendete la briga di dir di no, perché poi resterà nella storia che avete detto di no a 12 milioni e 15 milioni di dosi ufficiali. Se sono tarocchi lo dite, Zaia e Flor non hanno capito nulla, stanno trattando con della gente tarocca. Credo che all'origine di tutta questa querela ci sia il fatto che nell'opinione pubblica, questa è l'idea che mi ero fatto io, c'era la convinzione che se le tre big pharma, diciamo AstraZeneca, Pfizer e Moderna, erano in grado di avere una produzione di 100, proprio per la fame che gli stati hanno di vaccini, quella produzione di 100 sarebbe stata intercettata dagli stati che vogliono vaccinare. E sono d'accordo con voi. Stiamo scoprendo che gli stati hanno intercettato il 50, il 60. Sono d'accordo con voi, premettendo che io so di colleghi in Italia che stanno facendo gli stessi ragionamenti. La domanda che io faccio a voi:
Se voi aveste avuto la nostra responsabilità e avessero suonato il vostro campanello, avreste aperto la porta oppure no? Cioè, sembra che siamo delinquenti. Cioè, l'immoralità, ve l'ho detto prima, siamo andati a lo dico a te prima che mi chiedevi, siamo andati a comprare in piena crisi a marzo una macchina per fare tamponi che è diventata famosa in tutta Italia e siamo riusciti noi a comprarcela e qualcun altro che si è rimasto lì a succhiarsi il dito perché non è riuscito. Cioè, così funziona. Quando abbiamo comprato un camion di respiratori dalla Svizzera, se non li compravamo noi, li comprava qualcun altro. Cioè, non è che i vaccini li buttano via. Non mi faccio, giuro, che però bisogna andare in Europa e dire: guardate che ci sono altre dosi che non stanno arrivando. Sì, ma io ho 5 milioni di veneti e in questo momento ne ho 1600 ricoverati. Questi discorsi qua li potete far voi e quelli che intervistate che non hanno nessuna responsabilità. No, però riguarda tutta l'Italia. Bene, ma infatti siamo d'accordo. Però noi abbiamo la responsabilità sulla salute dei veneti. Cioè io non mi posso occupare delle robe degli altri. E giuridicamente rispondo anche se mi occupo male della salute dei veneti. Cioè sembra diventato un problema fare il proprio dovere. Avete finito? No. Sì, no, scusa. C'era allora, scusa, avevo invertito un attimo perché... Volevo... No, io volevo fare una domanda. Volevo dire, secondo me sul tema, chiudiamo il tema, poi ti passavo la parola. Questo. Presidente, quindi riassumendo, il dottor Flori scriverà ad Arcuri e aspetterà una risposta. La lettera? E aspetterà una risposta. Se Arcuri dirà benissimo, il Veneto comprerà 12, 15 e quant'altro per un totale di 27 milioni di dosi. Facciamo 15 più 12 fa 27. Quante milioni di dose compra? Sai la mia speranza qual è? La speranza è di aver scoperto una via di fornitura nuova e che l'Italia possa giovare, perché se fosse vero che ci sono 12 più 15 fa 27 milioni di dosi, noi non siamo in grado di farle in un mese in Italia. Quindi avremo una copertura per un paio di mesi, 2 o 3 mesi, e riusciremo a dare aspettativa di vita a tante persone. Ma noi la portiamo in dote sta roba, ma io non so più in che lingua spiegarla, e l'abbiamo detto dal primo giorno. Anche per noi 12 milioni di dosi, cosa ce ne facciamo? Cioè siamo 5 milioni di veneti, a noi basterebbero 4 milioni di dosi. Tutti, oppure se vi hanno proposto 12 milioni significa che vi dovete comprare tutti a 12? C'è un lotto con questa disponibilità. Perfetto, quindi comprate 12 e poi vi spiega tutto il dottor Flor. Vi spiega tutto il dottor Flor. Ok. E anche i prezzi? Li ha visti lui. Allora andiamo. Moscati e poi Pittarello. Sì, io mi ero trattenuto perché aspettavo il dottor Flor, pensavo che di fare dopo le domande del caso. Comunque niente, ritorno invece a una cosa molto più terra a terra, diciamo, perché ricollegandomi al problema che aveva posto la collega, ci sono persone che dal punto di vista devono fare i tamponi perché all'interno di un ambiente lavorativo c'è qualche positivo, viene richiesto eccetera. Il caso di alcuni, soprattutto mi diceva di una persona che ha dei problemi a fare il tampone molecolare perché ha dei problemi del setto nasale, adesso io non entro perché non sono in grado di... dopo averne fatto uno ha avuto dei problemi e insomma chiedeva, faceva questa ipotesi dei tamponi fai da te, se era possibile farlo in altro metodo o se c'era un'altra metodologia tipo in questi casi, non so, col prelievo del sangue o quello che, se c'è qualche altra possibilità, perché dovrebbe fare 2 tamponi, uno all'inizio e uno dopo i famosi giorni, il motivo è il lavoro. E pur non essendo stata a contatto col positivo, pur non avendo nessuna... Deve confrontarsi col suo medico, perché ci sarebbe casomai potrebbe esserci salivare, ad esempio validato dalla facoltà dall'Università di Padova, che ne dà l'equivalenza con il molecolare, sempre del laboratorio. Benissimo. Questo è uno. Oppure fare il terza generazione, però non so a livello diagnostico poi come si vada a inquadrare, ma deve parlare con il suo medico di questo. Infatti la cosa che sosteneva era che invece di essere stata intercettata, chiamata dall'ASL normale, dal servizio sanitario, era stata la stessa azienda a imporle questo tampone.
non attraverso... Ma l'azienda cosa intende per azienda? Il datore di lavoro? Sì, il datore di lavoro. Un molecolare? Sì, perché dice, nonostante, siccome quando è stato fatto, diciamo, una ricerca dei contatti della collega, presumo il datore di lavoro ha richiesto a tutti questa... Però è difficile inquadrare il problema, perché comunque c'è stato un positivo, quindi c'è un piano di sanità pubblica e dovevano fare sicuramente a livello diagnostico e molecolari, però non so, c'è difficile. Comunque deve rivolgersi al suo medico. Al suo medico. Sì, comunque ci sta ascoltando. Niente, mi riservo poi grazie per... Prego. Pittarello. Cosa toccava la Vanzani? Scusa, prima era sul fatto, scusa. Vanzani e Pittarello. Presidente, buongiorno. Ritornando sui danni agli operatori della montagna, lei che tipo di danni avrebbe in mente? Cioè sulle prenotazioni ricevute, le disdette, cioè gli stagionali? Dipendesse da lei, che tipo di... Non sono in grado di quantificare, ne ho parlato anche stamattina con gli operatori, loro sono molto preoccupati perché considerate che loro erano assolutamente disponibili ad accettare ci fosse una forma di ristoro per i mancati proventi, quindi per i mancati incassi. Oggi c'è anche tutto questo tema della fase di preparazione che comunque pesa nelle aziende, aziende ormai allo stremo, perché questa è la verità, in grossa difficoltà. Però poi io lascio un pensiero a tutti gli stagionali, vi ripeto, guardate, i stagionali non rientrano in nessun monitoraggio, ma ci sono e sono senza lavoro. La seconda domanda è tecnica, mi arriva dai colleghi della redazione di Venezia. C'è un problema di numeri nel veneziano con le persone attualmente positive. La domanda è: com'è possibile che il dato ufficiale di Azienda Zero sia di oltre 5.000 attualmente positivi nella provincia, quando il dato ufficiale di ULS 3, quindi Serenissima, Venezia Mestre, comunicato ai sindaci era ieri sera di 2.282 attualmente positivi nel proprio territorio di competenza, e quello di ULS 4, comunicato attraverso Facebook e nota ufficiale, era di 958. In pratica ci sono 2.000 positivi ufficiali in più. Sì, il dottor Floro dice che c'è un dato di provincia e un dato delle due aziende. Ma fanno somma? E la somma non coincide? La provincia, quello che richiamo è il dato della provincia di Venezia. Lei ha parlato dell'ULS 3 che ha parlato di 2002. Allora, la somma delle due ULS dovrebbe dare la stessa somma del provinciale o no? Provincia, sì. E non coincide? Allora vuol dire che il dato Fate una è sporco? Sì, assolutamente. Cioè, ad esempio questa è cosa dei tecnici, non vi so dire, ma facciamo una verifica. Grazie anzi per la segnalazione. Poi abbiamo invece, ho due domande sui vaccini, è stato il dottor Flor. Sì, Freddy, sì, anche perché giustamente il dottor Flor poi... Ok, io passerei la parola al dottor Flor che ha molte più robe... Ah, prego. Scusami. Velocissimo, tra l'altro una domanda di confine per lei, Presidente, il dottor Flor. Sì. Ha detto prima che la Regione Veneto investe 1 miliardo l'anno in farmaci. Questo un po' per capire un attimino se il dato è del 2020 e eventualmente la previsione anche di quest'anno, pensando anche ai 12 milioni, 15 milioni di spero, comunque lì, 12 milioni è impensabile, noi non ce ne facciamo nulla di 12 milioni. Però una previsione diciamo di aumento della spesa per l'anno, cioè, si può non fare? Lo so dire, guardate, noi col Covid abbiamo già speso oltre 400 milioni di euro, cioè non ve lo so proprio dire. Ma sapete anche la storia della spesa, premesso che sarebbe immorale pagarle di più, questo penso sia scontato, no? Però questo è un principio anche dei vasi comunicanti. Se i vaccini che si trovano oggi sul mercato, ipotizziamo che li troviamo, si riesce a comprarli agli stessi prezzi, cioè non è che abbiamo aumentato la spesa sanitaria nazionale, perché comunque qualcuno li doveva comprare e inoculare questi vaccini. Cioè, il principio dei vasi comunicanti, cioè, noi abbiamo solo una colpa, che come al solito siamo partiti per primi, no? E abbiamo fatto da apripista agli altri, saremo gli unici che non li comprano e intanto gli altri vaccinano. E con questo direi che per il Presidente abbiamo concluso. Sì, passiamo al dottor Flor. La parola al dottor Flor. Sì. Prego, dottore. Prego.
Io farei una brevissima sintesi e poi lascerei alle domande perché molte cose sono state già presentate. E ci siamo lasciati venerdì con la richiesta inoltrata in AIFA e delle proposte che stavamo aspettando. Vorrei solo un semplicissimo passo indietro per ricordare a tutti. Noi siamo partiti a vaccinare il 31 dicembre. Fino al 20 gennaio abbiamo continuato a vaccinare casi nuovi. Dal 21 gennaio ci siamo accorti che dovevamo fare richiami, lo sapevamo da prima, ma avevamo vaccini solo per fare il richiamo. E quindi abbiamo visto che per 20 giorni di fatto non vaccinavamo più nessun nuovo caso. Per questo noi diciamo che abbiamo pochi vaccini. Perché se dopo 20 giorni noi dobbiamo fare solo i richiami, non abbiamo più un vaccino per fare casi nuovi, quando continuano a venire fuori categorie di persone, professionisti, fasce di età, particolari rischi, pazienti fragili da vaccinare e noi non abbiamo vaccini aggiuntivi, non ne abbiamo. Non è colpa di nessuno, è un dato di fatto. Allora in questo periodo, verso fine gennaio, cominciano ad arrivare più o meno precise informazioni di disponibilità di fornitura di vaccino. Sembra che ci siano vaccini disponibili sotto forma di mail, sotto forma di messaggi, messaggi mail fondamentalmente, no? Se vi interessa vaccino. Allora, prima di fare qualunque cosa, e voi lo sapete, noi il 3 febbraio abbiamo detto ma noi possiamo occuparci di questa cosa? Perché credo che nel resoconto bisogna avere qualche punto fermo. Siamo in una fase in cui non riusciamo a vaccinare una persona in più che sia una, perché tutte le dosi ci servono per i richiami, ci arrivano proposte di fornitura di vaccini e noi la prima domanda che ci facciamo è ma noi possiamo comprare vaccini? E per questo non abbiamo fatto altro che quello che abbiamo reso pubblico. Abbiamo chiesto ad AIFA, ma noi possiamo non acquistare o importare, negoziare. Possiamo avviare un approfondimento, possiamo andare a vedere se è vero? Bene, abbiamo fatto domanda ad AIFA, a chi ci scriveva. Qualcheduno era francamente l'ipotesi poco verificabile, qualcheduno più verificabile. Le situazioni che erano più verificabili noi abbiamo scritto e abbiamo detto abbiamo visto che ci avete offerto la possibilità di avere vaccini, per favore ci dite se è vero, ci dite quanti vaccini avete, di che marca, in che tempi ce li potete fornire, quanto costano. Allora, questa è l'azione immorale che abbiamo fatto finora, perché più in là di qua non siamo andati. Questo grave comportamento immorale è, nella situazione di disponibilità di vaccini in cui ci trovavamo, a chi ci ha scritto abbiamo chiesto fammi vedere che cos'hai. È vero che tu hai vaccini? Vorrei sapere qualcosa di più. Faccio presente che 2 di questi interlocutori sono interlocutori da cui abbiamo comperato dispositivi di protezione, vedi mascherine, quando non ce n'era. Quando in primavera non si trovavano mascherine, non si trovavano ventilatori, 2 di queste persone, che sono 2 di questi entità, chiamateli come volete, sono persone da cui abbiamo acquistato in precedenza materiale. E abbiamo chiesto, diteci se è vero. Allora, noi da venerdì ad oggi cos'è che abbiamo in più? Abbiamo AIFA che ci dice riconosciamo la carenza di vaccino, quindi di fatto ricorre il presupposto, ma stante la normativa intervenuta e di livello europeo e di livello nazionale, riteniamo che la valutazione di quanto tu ci hai chiesto, che è l'autorizzazione a negoziare, vada indirizzata alla struttura commissariale del governo.
punto 1. Punto 2, ci sono arrivate 2 proposte dalle persone a cui abbiamo scritto. Una ci dice che ha 15 milioni di vaccini disponibili, una ci dice che ha 12 milioni di vaccini disponibili. Ci pone le condizioni di prezzo, di tempo, di modalità di consegna, di modalità di verifica, ma noi non possiamo andare avanti da qui di 1 millimetro perché si tratterebbe di negoziare. Noi finora abbiamo sondato, siamo andati a vedere, ma è vero? Da oggi noi non possiamo più andare avanti di 1 millimetro perché abbiamo chiesto ad AIFA ci ha indirizzato la struttura commissariale del governo e noi scriveremo alla struttura commissariale del governo dicendo a che punto siamo, semplicemente. L'abbiamo detto dal primo giorno. E informandolo di cosa abbiamo trovato. Comportamento gravemente immorale. E sappiate che io sono orgoglioso di avere un comportamento così immorale, perché l'alternativa è non fare nulla. Noi abbiamo una grande colpa, lo dico io, abbiamo reso pubblico quello che stiamo facendo. Non l'abbiamo tenuto nascosto a nessuno, perché da nascondere io non ho niente. Niente. E se rendere pubblico quello che stai facendo, nell'ambito del tuo lavoro e della tua attività, a favore della collettività, chi è che ha detto che è esclusivo per la regione o per chi altro? Che discorsi stiamo facendo? Ma quando compravamo i tamponi o quando compravamo le mascherine era esclusivo per il Veneto ed era un problema di moralità rispetto alle altre regioni? Ma di cosa stiamo parlando? Forse bisognerebbe che tutti avessero un po' più di serietà qua, tutti. Altrimenti ci possono essere anche confusioni che in questo momento non servono assolutamente. E forse se c'è anche uno sforzo per dare anche un po' di prospettiva e di fiducia, questo va comunicato, non tenuto sott'acqua o di nascosto. Allora, vi ho detto, chi fa questa attività, chi avvia queste operazioni di confronto, si impegna anche a mantenere riservato quello che si fa. Ma trattandosi della struttura commissariale del governo, noi non abbiamo nulla da tenere riservato. Non possiamo mettere in giro tutto quello che è avvenuto, ma gli abbiamo detto la sostanza è questa. C'è un impegno reciproco ad una sorta di mantenimento di riservatezza di queste cose, ma noi il comunicato, la nota che faremo alla struttura commissariale del governo non avrà né omissis né punti di domanda né cose che non vengono comunicate e siamo a completa disposizione di chi ci vuol chiedere qualcosa, così come ci eravamo dichiarati a completa disposizione quando abbiamo informato AIFA. Ecco, non chiedetemi poi i dettagli perché vi ho detto io, ricevendo questa nota sulla quale io non posso fare nulla, mi impegno anche ad un patto di riservatezza. Bene, Vanzan e Bonnet per ora. Dottor Fro, lei che aspettative ha dal commissario Arcuri? Cioè che cosa si aspetta? Che le dica bene, proceda o teme che ci possa essere una chiusura? Noi daremo tutte le informazioni, tutto il dettaglio, magari ci sarà occasione di approfondire, di verificare che cosa è possibile fare. Mi aspetto che perlomeno questo approfondimento possa esserci. Nel caso in cui la risposta fosse positiva, il Veneto sarebbe pronto a comprare questo primo lotto, che mi diceva sarebbe un po' tanto, cioè 12 milioni, noi abbiamo 5 milioni di abitanti, sono 12 milioni di dosi, ben che vada ne avremmo 2 in più. Le mettereste eventualmente a disposizione dello Stato centrale, di altre regioni? Cosa fareste? Ma guarda, nel momento in cui ci siamo rivolti prima di partire ad AIFA ed ora alla struttura commissariale, io do per scontato che il nostro è uno sforzo di
approfondimento ma di collaborazione, non è uno sforzo di separatista o di chiamiamoci fuori. Non abbiamo mai rinunciato a nessuna collaborazione né nella cura dei malati né nelle occasioni in cui qualche regione ci ha chiesto di poter avere temporaneamente qualcosa che noi avevamo a disposizione, l'abbiamo sempre fatto. Le mascherine, abbiamo prestato le mascherine noi. Le siringhe? Sì, e anche i respiratori, e anche le siringhe, vergogna, vergognoso. Vergognoso, Presidente. Ma che si continui a parlare di azioni che sono scorrette quando tutti noi durante la prima fase correvamo veramente i 100 metri piani a velocità della luce per riuscire a accaparrarci un camion di mascherine piuttosto che respiratori. Noi abbiamo comprato un camion di respiratori in Svizzera, ma poi tutto questo materiale con la mutualità che c'è sempre stata, le regioni che hanno chiesto prestiti li abbiamo sempre dati. Abbiamo prestato siringhe, abbiamo prestato mascherine, di tutto. Ma questo è normale tra di noi. Per cui inscenare questa storia dell'immoralità, della sperequazione tra regioni, c'è un retaggio culturale, basta, perché che ce lo chieda un campano, ce lo chieda un valdostano, però è la stessa roba. Presidente, forse non si conoscono i rapporti che ci sono tra regioni? Ma certo. Noi con i nostri colleghi ci parliamo tutti i giorni, cosa credete? Adesso parliamo seriamente, ho detto un po' più di serietà da parte di tutti. Dottor Flora, oggi doveva iniziare, immagino sia iniziata in tutto il Veneto, la campagna vaccinale per la classe 1941. Ha dati al riguardo? No, cioè, se si sono presentati, se ci sono state defezioni, se le 6/7 dosi che vengono estratte da ogni flaconcino sono state tutte utilizzate. Che dati avete? Guarda, io ci vediamo con tutte le aziende alle 14 per fare il punto della giornata, però non ho segnalazioni di nessun disservizio ad oggi, insomma. Noi l'unica cosa che abbiamo è un numero di richieste di vaccini superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Continuiamo a parlare di tutte le cose, il vero problema, l'avete capito, è questo. Ce ne facciamo una ragione, nel senso che sappiamo che i tempi per poter vaccinare le persone saranno un po' più lunghi. L'organizzazione è un'organizzazione che potrebbe consumare un numero di vaccini normalmente superiori, siamo in grado di erogare, non abbiamo il freno a mano tirato, abbiamo tutti i medici di medicina generale che tuttora non stanno vaccinando perché non abbiamo vaccini da dare a loro per vaccinare. Scusi, si può fare il repeat, il riepilogo delle dosi? Lei ce l'aveva fatto abbastanza recentemente, però sembrava dovessero non bastare, ma che ci fosse qualcosa di più. Avevano detto aumenteranno le forniture settimanali, si andrà più o meno a regime. Allo stato attuale quali sono i numeri dei vaccini forniti al Veneto? Beh, noi quello che abbiamo in aspettativa oggi sono poco meno di 200.000 tra Moderna e Pfizer e circa 100.000 Astra fino a fine febbraio, prima settimana di marzo. Quindi queste sono le dosi che riusciremo a utilizzare. Vi ricordo sempre che quando parliamo di dosi bisogna dividere per 2 perché manteniamo la disponibilità per il richiamo. Ultima domanda per quanto mi riguarda, dottor Flora, da parte dei dentisti privati, quelli che hanno gli studi, continuano a chiedere com'è la situazione per quanto riguarda la loro posizione. Questi hanno a che fare con pazienti che aprono la bocca e quindi il rischio del contagio c'è. C'è un numero di telefono, una struttura, un indirizzo mail alla quale rivolgersi per sapere quando potremo farci il vaccino, ammesso che non ci sia, che tempistica, perché alcuni studi professionali hanno avuto la vaccinazione, altri no. Come vi siete organizzati? Guardate, noi abbiamo detto che nella fase 1 e fase 2 riusciremo a chiudere con tutte queste categorie che racchiudono anche i farmacisti, racchiudono tutti i professionisti sanitari privati che non sono stati già contattati nella fase 1. Però vi ricordo la fase 1, personale e ospiti RSA,
e personale del servizio sanitario non l'abbiamo ancora chiusa. Non abbiamo finito la prima fase, ma non per cattiva volontà o perché non ce l'abbiamo fatta. È inutile che ripetere sempre sta cosa. Noi abbiamo ancora personale che lavora in qualche reparto ospedaliero che non è stato vaccinato o non ha avuto il richiamo. Abbiamo qualche ospite o qualche operatore di RSA che non ha avuto ancora il richiamo, perché stiamo ancora lavorando sulla prima fase e questi sono i vaccini che abbiamo. Vedo, se ad oggi abbiamo vaccinato 250-260 mila, abbiamo consumato 260-270 mila dosi di vaccino, noi abbiamo fatto meno di... ci mancano 400.000 dosi di vaccino per fare la prima fase. Non c'è niente da fare. E quindi abbiamo ancora decine di migliaia di persone che aspettano un richiamo calendarizzato e che garantiremo. Il richiamo è calendarizzato e lo garantiremo. Ma abbiamo ancora tantissime persone che aspettano, qualcheduno la prima dose e qualcheduno la seconda dose. Bonet, Corriere del Veneto. Perché ho un sacco di sollecitazioni in questo senso. Allora, per cercare di capire questo, leggo la nota dell'UE. Questo portavoce della Commissione Salute Stefan de Kiersmacher, spero di pronunciare correttamente il nome, dice che le regioni sono libere di acquistare vaccini non coperti dalla strategia UE. Sta strategia UE io non capisco che cosa voglia dire, cioè vuol dire che noi non possiamo comprare vaccini che siano prodotti da AstraZeneca, Moderna e Pfizer in assoluto, cioè non possiamo comprare quelle marche, oppure non possiamo comprare i vaccini prodotti da quelle 3 marche, parte dello stock concordato, ma se sono fuori dallo stock lo possiamo fare? Mi chiarisce questo punto, grazie. No, io credo semplicemente che sia che ognuna di queste singole industrie ha un contratto di fornitura con UE per un certo numero di dosi. Quelle non sono intaccabili. Venerdì io ho detto almeno 5 volte che oggi c'è una disponibilità di dosi di vaccino che probabilmente un mese fa non c'era. Quindi o questa aumentata disponibilità di vaccino la compra qualche Stato, la compra l'Unione Europea, oppure la può l'industria regolarmente mettere sul mercato se nessuno la compra e la produce. Penso. Scusa, c'è anche da aggiungere a supporto quello del dottor Flo, che la stessa... Sembra quasi un gioco a rialzo, chi chiude un mese, chi chiude per sempre, cioè oggi Crisanti se l'è venuto fuori che bisognava cominciare a chiudere da giugno dello scorso anno, sembra un po' quasi a chi la tira più grossa, per cui di scientifico che cosa c'è? Perché la domanda è, siccome oggi, anche adesso dice siamo ormai nei guai, dobbiamo fare come Codogno, cioè chiudere tutto eccetera eccetera, stanno dicendo, hanno bloccato appunto l'apertura delle piatesci e adesso scorge proprio, come diceva il Presidente, la domanda: che cosa sta succedendo per dire ciò? Cioè dove sono questi guai? Dice siamo nei guai, oggi la dichiarazione è siamo nei guai, ormai siamo nei guai e dobbiamo chiudere tutto immediatamente. Allora la nostra domanda è quella che chiedono tutti: ma che cosa è successo tra l'altro giorno e questa notte di così grave? Beh, magari ce lo renderanno pubblico quello che è successo di così grave, però il fatto di mantenere alta l'attenzione, questo è corretto e credo vada ribadito continuamente, che non dobbiamo abbassare la guardia. Noi abbiamo degli organismi scientifici a livello nazionale, a livello regionale. Io credo che gli scienziati dovrebbero parlare lì dentro o parlare con l'interlocutore scientifico, con l'interlocutore degli organismi scientifici.
che sono deputati a individuare le scelte da fare e a proporle agli organismi politici, e non ci si rivolge attraverso i media alla popolazione, ci si rivolge agli organismi scientifici che sono quelli deputati a indicare le scelte da fare. Poi posso permettermi di dire che c'è sempre stato qualcuno che canta fuori dal coro e ne prendiamo atto. Per noi fanno fede quello che stabiliscono il governo, quello che stabilisce la commissione tecnico-scientifica, quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità, che ha tutti i dati per poter prendere ogni decisione. L'allarmismo non porta a niente. Sì, ma mi scusi, se a un certo punto, solo una settimana fa, perché dobbiamo anche guardare in faccia la realtà, una settimana fa le stesse persone, cioè lo stesso comitato tecnico-scientifico ha dato parere favorevole, aprite le piste e qua e là, le scuole eccetera, ha dato parere favorevole. Dopo qualche giorno improvvisamente non si può. Che cosa è accaduto in questi 4 giorni? Glielo dico subito. In alcune regioni italiane l'andamento dell'epidemia non è come in Veneto. In Veneto c'è una quasi inspiegabile caduta dell'epidemia nel numero di malati, nel numero di positivi, nel numero di ricoverati. C'è un crollo dell'epidemia e non è facilmente spiegabile perché è accaduto. In alcune regioni italiane non c'è questo andamento, anzi c'è un andamento molto preoccupante. Quindi bisogna pensare che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha un osservatorio che è nazionale, non di singola regione, e se avverte che c'è un rischio di diffusione di malattia deve suggerire attenzione alla mobilità tra regioni e attenzione ad ogni forma di attività che possa comportare assembramento. Io credo che questa sia una misura cautelare che magari noi facciamo fatica a capire in questo momento, magari un mese e mezzo fa l'avremmo capita molto di più, ma un mese e mezzo fa molte regioni non erano in una situazione delicata di epidemia che saliva, era un'epidemia statica. Noi oggi siamo un'epidemia in discesa e quindi ci sembra che non dovrebbe esserci questo. Poi guardate, le spiegazioni sarebbe meglio darle a ragion veduta e quindi dopo, perché oggi nessuno di noi è in grado di dire quale sarà la vera situazione fra 10 giorni. Ecco, io la ringrazio perché adesso finalmente ci avviciniamo a qualcosa di più concreto. È vero anche però che c'è sempre stato al lupo, insomma è stato gridato più volte questo lockdown, perché io mi ricordo che ai primi di gennaio Ricciardi aveva detto lo stesso, chiudiamo per un mese. Come diceva il Presidente, a dire chiudi non si sbaglia mai, perché mal che ti vada pareggi. Ecco, per cui a dire chiudi non sbagli mai, ma abbiamo alcune situazioni dove c'è stata la chiusura e l'epidemia sembra di averne risentito molto poco. Ci sono situazioni dove la chiusura non c'è stata, perché adesso noi possiamo chiamare che il nostro periodo di arancione è stata la chiusura, ma forse non riusciamo a ricordare la chiusura che abbiamo avuto a marzo e aprile. Eppure l'andamento dell'epidemia nella nostra regione è assolutamente, se avessimo chiuso tutto col lockdown come abbiamo fatto a marzo-aprile avremmo detto che è stato quello. Guardate che noi la chiusura è stata relativa. Ma infatti anche l'altro giorno ne aveva accennato anche il Presidente, mi pare il dottore Muzzi, adesso non mi ricordo chi fosse, che aveva detto che forse mascherine, distanziamento, igiene delle mani alla fine sono meglio che il lockdown. Remuzzi, sì, esatto, e l'aveva detto proprio l'altro giorno, l'ha ricordato anche il Presidente, per cui non si vedono voci, perché poi ovviamente in questo anche la stampa ha le sue colpe, perché chiaramente fa più dare spazio a chi urla o a chi dice cose un po' così scomposte,
magari tira di più, insomma, cioè nel senso che dare spazio magari ad altre persone più ragionevoli o ponderate, non so, non si dà generalmente. Vorrei però chiudere, guardate che con l'epidemia non è che basta il buonsenso, serve anche il rigore nel comportamento. Allora il lockdown duro obbliga al rigore nel comportamento. Se noi non siamo capaci di essere rigorosi nel comportamento, dobbiamo vedere che venga chiuso tutto per poterci comportare bene. Forse se ci comportiamo bene potremo anche magari chiudere meno rigorosamente. Marchiori, e poi mi pare che non abbiamo altre domande. Sì, no, volevo solamente riallacciarmi un attimo a quanto aveva detto il Presidente prima in merito alla lettera di Pfizer ad Arcuri di ulteriori dosi. Cioè, la mia domanda è questa, se adesso parliamo delle 15.000 e le 12.000 dosi di cui abbiamo detto poco fa che sarebbero a disposizione, ma se ci sono queste dosi a disposizione, perché si sta muovendo il Veneto e non ci si sta muovendo a livello nazionale, a meno che non ci si stia muovendo e non lo sappiamo? Cioè, nel senso, voi siete al corrente di questo oppure no? Se a livello nazionale ci si sta muovendo per comprare queste dosi che sono a disposizione, evitando così di farlo al Veneto singolarmente, che si sta prendendo accuse su accuse. Sempre venerdì della settimana scorsa il punto di partenza è che noi siamo partiti perché il numero di dosi che abbiamo e che sappiamo di avere almeno per il prossimo mese è un numero di dosi assolutamente basso. Allora, la prospettiva che abbiamo per il prossimo mese e mezzo è di avere un numero basso di dosi. Se ci viene comunicato che abbiamo un numero di dosi altamente che aumenta o molto alto, guardate che non abbiamo preso, ma no, nessun impegno. Non abbiamo neanche risposto alle proposte che abbiamo ricevuto. Cioè, ci terrei a precisare, non è che noi oggi siamo vincolati, noi abbiamo semplicemente a chi ci ha ventilato ipotesi chiesto fatemi vedere che cosa avete e a quali condizioni. Noi non siamo vincolati a nulla oggi, quindi se arriva un quantitativo di maggiore di vaccini dal governo, ben venga, nessun problema, anzi. Sì, quello che volevo capire è, voi siete a conoscenza di eventuali trattative che... No, noi oggi non abbiamo una comunicazione di una maggiore disponibilità di vaccini per il prossimo mese. Sappiamo che riceveremo quel quantitativo settimanale dei 50.000 circa di Pfizer, a settimane alterne i 20.000 di Moderna e per il prossimo mese circa i 100.000 di Astra. Se va presto a capire, vi ho già detto, abbiamo 360.000 ultra ottantenni, ci servono 720.000 dosi. Secondo i calcoli che abbiamo fatto, questi noi li recupereremo per fine aprile. E quindi tutte quelle categorie di cui mi venite a portare le richieste legittime, noi dobbiamo avere l'onestà di dirlo. Noi fino a tutto aprile, con i quantitativi attuali, siamo impegnati sugli ultra ottantenni. Gli operatori sanitari, ti ho detto, quelli impegniamo a chiuderli. Chiudiamo con Proietti. No, volevo solo fare una puntualizzazione, no? Nel senso che questo non è un attacco al Veneto, ma da qui oggi esce fuori una notizia che secondo me è importante a livello italiano, no? Nel senso che al governo andrebbe detto i vaccini ci sono perché vengono da noi, dalle regioni, delle persone che ci propongono delle dosi, quindi siccome siamo in un paese, se non in un'Europa ostaggio della ripartenza perché non ci sono i vaccini, questo mi sembra il centro, no? Cioè le dosi ci sono. Ma se ce lo chiedevate, ve lo dicevamo anche una settimana fa, risparmiavate tempo e soldi. No, sì, ok. Ma avete visto che trasmissione avete fatto? C'è un'inquisitoria contro il Veneto. Cioè io devo prendere atto di questo.
erano... No, ci avete dato degli immorali, o no? Fare chiarezza. Ma la chiarezza la fate verificando la fonte? Vi abbiamo mai chiuso la porta in faccia qui? No, ma abbiamo chiesto... È la prima volta che vi vediamo. No, le abbiamo chiesto interviste prese. No, sui vaccini, voi non ci avete chiesto nulla. Avete deciso che è immorale, che è sperequativo, che non si fanno ste robe perché è da bambini cattivi. La verità è che noi le cose che tu hai sentito oggi, i tuoi colleghi te le possono confermare essendo da 2 mesi. Ma non avevate reso noti chi erano i nomi delle aziende? Tutto quello che ho detto oggi i tuoi colleghi lo sanno da mesi. È da mesi, Chiara. Ma guarda, io non ce l'ho. Io penso che voi dobbiate essere messi nelle condizioni di far bene il vostro mestiere, ma se non ci chiamate, cioè lascia perdere che io venga o non venga in trasmissione, ma una nota ve la facciamo sempre avere con le spiegazioni. Fate una festa senza l'invitato. Grazie. Festeggiato, scusa. Grazie. Ecco dunque, rientriamo in diretta, una conferenza stampa, quella di oggi, molto sostanziosa, che è partita dalla polemica di giornata, quella sugli impianti di sci, e che è finita con la questione dei vaccini. Tantissimi gli spunti, appunto, per quanto concerne lo sci, quindi lo slittamento della riapertura al 5 di marzo degli impianti. Zaia ha detto non bastano solo i ristori, serve anche pagare i danni, perché tanti imprenditori, lo abbiamo sentito anche noi all'inizio di questa diretta, erano pronti a riaprire i battenti. Per quanto riguarda invece i vaccini, è stato detto che ci sono proposte al Veneto per 12 e 15 milioni di dosi, quindi procede anche questo tavolo di trattativa, un tavolo aperto. Lo stesso Zaia dice che è un tavolo assolutamente legale per l'accaparramento, appunto, dei sieri. Questa ovviamente la situazione in sintesi, ma dobbiamo raccontarvi anche tante altre cose, abbiamo tanti altri ospiti. Vi dico solo, prima di presentarveli e di andare in pubblicità e di farvi vedere anche il meteo, che questa sera a Ring, in studio con Ferdinando Avarino, ci sarà Renzo Minella, che è presidente dell'ANEF Veneto, quindi l'associazione che raggruppa gli impiantisti, Alberto Villanova della Lega, Edoardo Pittalis, collega giornalista, Elisabetta Gardini dell'Esecutivo Nazionale di Fratelli d'Italia, Franco Nicoletti del Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobon di Lega Ambiente. Questa sera a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino qui su Antenna 3. Vediamo adesso il meteo, poi un po' di pubblicità. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si mantiene stabile sull'Italia, dunque sul nostro territorio l'inizio di settimana sarà del tutto tranquillo. Il dettaglio di lunedì 15 febbraio. Sul Veneto non sono previste precipitazioni degne di nota, sarà asciutto su tutti i settori della nostra regione. Ci sarà il sole per tutto l'arco della giornata e il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, sempre molto fredde, minime parecchi gradi sotto lo zero, valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi all'incirca. Stessa situazione poi se ci spostiamo anche sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento su tutte le province, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -5 e -2 gradi, massime invece fino a 4-6 gradi. Non cambia la previsione poi sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo stabile, senza precipitazioni come vediamo, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sotto lo zero, massime invece intorno ai 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
Rientriamo quindi in studio, in diretta. Do subito il benvenuto al nostro ospite, il nostro consulente aziendale Nicola Palumbo. Buongiorno Palumbo. Salve a lei, salve a tutti. Senta, ovviamente parliamo di economia, parliamo di imprese, partiamo dalla constatazione che le borse questa mattina hanno aperto al rialzo, il differenziale BTP-Bund, il famigerato spread, è a 90, quindi a quote bassissime, però questa è l'economia, diciamo così, immateriale finanziaria. C'è poi l'economia reale, soprattutto quella della montagna, in rivolta, perché appunto ieri questa ordinanza del ministro Speranza che fa slittare l'apertura degli impianti di risalita al 5 di marzo forse. Ecco, le chiedo, questo provvedimento è una doccia gelata su centinaia di operatori? Bah, senza dubbio, guardi, io penso che ci sia un punto chiave, che è quello del timing, i tempi con cui sono state rese note queste iniziative. Io non posso credere che sia qualcosa che è accaduto poche ore fa, un cambio della prospettiva così repentino, così grave, tale da dover assumere una decisione in maniera così veloce e affrettata. Io sono certo che queste notizie fossero in mano già da qualche giorno, è impensabile, se no ci dovrebbero dire perché è precipitata così. Quindi non è tanto un punto di tenere aperto, tenere chiuso, quali linee guida dare, perché se un ambiente risulta portatore di un rischio è corretto chiuderlo. Ma è il tempo con cui è stato detto, le tempistiche, cioè qui ci sono persone, imprenditori, partite IVA, autonomi che si erano organizzati, avevano acquistato materia prima, avevano fatto contratti con collaboratori, con personale che avrebbe chiaramente dato una mano per le riaperture, e tutto ciò ha un costo economico, chiaramente finanziario, cioè sono stati spesi soldi per aprire, e personale nel senso di psicologico, mentale, cioè quando tu sai che puoi riprendere il tuo mestiere, che forse vedi un bagliore in fondo al tunnel, che quindi puoi tornare a fare la tua normale vita per certi aspetti, e poi all'improvviso ti viene detto no, è una mazzata mentale che porta alla rabbia. Dice bene Zaia, secondo me, che non è solo un fatto adesso di pensare a un ristoro economico, che va dato senza dubbio, ma un danno che va risarcito. Ci sono persone che hanno speso tanto. Parlavo ieri sera con una persona che è del settore e mi diceva: guarda, io ho fatto arrivare materia prima da tutta Italia, ho i magazzini pieni, ero pronto a partire perché tanto comunque mi avevano detto che si sarebbero ripartiti, e oggi devo buttare via praticamente tutto perché la materia prima fresca chissà quando la potrà usare. Un altro punto che secondo me è penalizzante a dire poco è quello di continuare a prenderci in giro sulle date, cioè continuiamo a dire beh, ma fino al 5 marzo, poi chissà il 6 marzo, ma è palese a tutti che non si potranno aprire, è palese a tutti, perché continuare a dire tra 20 giorni ne parleremo ancora? Cioè noi abbiamo consulenti prestigiosi che in queste ore stanno uscendo sulla stampa dicendo dobbiamo chiudere tutto, dobbiamo tornare come marzo-aprile perché la situazione è grave, dobbiamo chiudere tutto, e allo stesso tempo ci viene riferito beh, ma il 5 marzo forse possiamo aprire. Ma con quale logica? La coerenza non c'è in queste affermazioni. Ecco, quando si chiede di portare rispetto a chi è in prima linea da un punto di vista professionale, si intende questo, non dire se puoi stare aperto o chiuso, ma di poterlo fare nei tempi, nei modi, con le giuste risorse, per rendere, diciamo, meno faticoso possibile questo percorso tortuoso che da ormai 11-12 mesi ci portiamo dietro. Senta Palumbo, qui lo shock, diciamo, è doppio da parte delle categorie economiche della montagna, non solo per l'ordinanza in sé, quanto perché le aspettative erano altre. Sappiamo il sostegno attorno a Draghi proprio delle categorie economiche, e ieri sera appunto questo annuncio ha spiazzato i più. Ci sono note della Confartigianato, della Confindustria di Belluno,
l'ANEF, l'associazione degli impiantisti e quant'altro, che appunto dicono questo è il primo vero passo falso del governo Draghi. È già finita la luna di miele? Allora guardi, è chiaro che non è facile dirlo, perché siamo in una coda di un governo uscente, dell'inizio un governo nuovo, un'ordinanza fatta dalla stessa persona che ha lo stesso incarico del governo uscente di quello nuovo. Quindi non si può sapere bene se è l'inizio di quello nuovo o la coda di quello uscente. Senza dubbio io non mi aspetto che il governo Draghi apra tutto, cioè sarebbe un pazzo, tutto il mondo è chiuso per certe cose, dipende poi chiaramente la loro situazione di contagi, però dove c'è il contagio si tiene chiuso, quindi non mi attendo che il Premier faccia chissà che scelte rivoluzionarie. Mi attendo una serietà maggiore nella programmazione, da uno come lui che ha un prestigio enorme come policy maker, come persona che sa organizzare, che sa programmare, che sa vedere. Mi attendo una gestione molto migliore delle tempistiche. Questa cosa che è successa la possiamo mettere secondo me con l'asterisco, nel senso che si può forse scusare, ma dalla prossima ci deve essere un cambio di passo. Cioè noi non possiamo avere una situazione in cui non solo siamo chiusi, e questo purtroppo ci tocca, non solo non possiamo essere liberi di incontrare chi ci pare, e questo ci tocca, ma neppure di avere le idee chiare nel medio termine su cosa potremmo fare e cosa no. Mi rendo conto che non sia facile, ma 12 ore prima è una presa in giro, e quindi un esordio non bello con la scusante, secondo me. Ecco, quindi riconosce questa scusante. Ultima domanda, perché sono curioso, vorrei avere la sua posizione in merito. Tra l'altro, appunto, debutto di Franco, del ministro all'economia a Bruxelles, oggi il primo Eurogruppo del neo ministro all'economia Daniele Franco, trichianese, bellunese, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni. Come la vede Palumbo, come lo vede questo mix di politici e tecnici al governo? Durerà? Allora, guardi, il ministro specifico è la persona più che valida, seria, competente, per cui mi aspetto molto, perché è una persona che può dare molto, secondo me. Quindi ho massima stima e mi aspetto faccia quel che serve anche in termini di recovery plan. Il resto, è secondo me, parlando un po' con una battuta ma non troppo, un esperimento sociale curioso, perché allo stesso tavolo noi abbiamo persone che per anni si sono politicamente parlando detestate, e ci sono allo stesso tavolo a prendere decisioni essenziali. Faccio degli esempi: c'è Berlusconi con Forza Italia, non lui ma insomma chi rappresenta il partito, con la sinistra estrema, radicale, cioè quella sinistra che per anni è stata l'oggetto della paura su cui ha costruito molta della sua comunicazione Berlusconi. Oggi sono lì assieme a parlare. Poi abbiamo europeisti della prima ora, come il PD, mi viene in mente, che ha personalità che per anni si sono spese per riconoscere nell'istituzione europea un elemento essenziale della nostra vita, e altre persone di altri partiti che si sono fatte magliette che ho scritto no euro, no Europa, usciamo, è la catastrofe, e oggi sono lì a parlarne assieme. Abbiamo professori e tecnici che quindi agiscono, ragionano con un approccio di scienza, di comunque molto razionale, con partiti che hanno strizzato l'occhio a Novax, a complottismi. Quindi io vedo davvero come un esperimento molto curioso questa cosa, e ammirerei moltissimo il Premier Draghi se fosse capace di tenere insieme tutto. Lei che legge tutto quello che succede si renderà perfettamente conto che già oggi sono arrivate le prime bordate. Quanto possiamo andare avanti così? Non è facile, quindi gli elementi tecnici sono tutte persone di assoluto prestigio. Gli elementi politici non ho motivo per dire che siano persone non valide, perché comunque se sono lì di sicuro avranno fatto una brillante carriera. Mi preoccupa molto le diverse anime
è quello che è successo in questi anni. Cioè, provi a pensare chi c'è e cosa rappresentano quelle persone che sono a quel tavolo. Diciamo che sabato al momento del giuramento lo abbiamo visto proprio plasticamente, insomma, che c'erano dei paradossi, è un governo un po' paradossale. Comunque l'appello di Draghi al momento è quello che bisogna unirsi, ora l'unità è un dovere, ha detto Draghi sabato, insomma staremo a vedere. Quella dello sci sicuramente è una falsa partenza. Grazie davvero a Nicola Palumbo, ci sentiamo ovviamente alle prossime per tastare il polso del mondo delle aziende. Grazie e buon lavoro Palumbo. Grazie a lei, grazie a tutti. Ecco, forze politiche dicevamo che si ritrovano in questo esperimento, così lo ha chiamato Palumbo, e di questo parliamo adesso con i nostri due nuovi ospiti. Roberto Grigoletto, consigliere comunale, già vice sindaco di Treviso, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso, e c'è in collegamento Skype, se non sbaglio, Riccardo Barbisan, che è sempre consigliere comunale a Treviso, ma della Lega. Non lo vedo ancora, adesso lo vedo. Buongiorno Barbisan. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Roberto. Ecco, adesso vi salutate perché di fatto siete diventati colleghi, se non sbaglio. Cioè, no, ci siamo sempre salutati e rispettati. Assolutamente, era una battuta per dire, ma ecco, vi chiedo da un punto di vista non solo politico ma anche personale, il fatto di essere alleati a Roma, perché adesso di fatto voi siete alleati a Roma. Qual è la sensazione? È una domanda poco politica, molto personale, un po' a metà. Io avverto che c'è molta responsabilità, nel senso che anche noi poi a livello locale dobbiamo nel nostro piccolo in qualche modo suffragare questa alleanza che è stata fatta di necessità, e quindi vedrei una contraddizione adesso ristabilire quel tipo di dialettica, di questa contrapposizione, insomma, anche troppo feroce, insomma, nei consigli comunali, soprattutto quando si tratta di dare sostegno alle amministrazioni locali da parte del governo centrale o di quello regionale. Personalmente io sono sempre stato uno che comunque ha cercato di dialogare anche con le forze politiche diverse dalla mia, non ho mai su questo avuto pregiudizi di carattere ideologico. Certo, ovviamente nella dialettica anche in consiglio comunale magari lo scontro c'è, fa l'anima un po' anche del dibattito, del confronto, però fatto salvo appunto che comunque tutti quanti siamo là in qualche modo per cercare, per contribuire di fare il bene della città, e quindi anche dal punto di vista umano, come diceva Riccardo prima, ricordava, comunque rispetto non è mai mancato. Io comunque l'ho sempre dato, ma devo dire che anche l'ho sempre ricevuto. Diciamo quindi che è il momento della responsabilità a tutti i livelli, Barbisan, quindi non solo a livello nazionale ma anche per le amministrazioni locali, regione, province, comuni. Ah sì, io credo che in questi anni i cittadini veneti lo possano testimoniare, che le amministrazioni locali hanno sempre dato prova di responsabilità, tant'è vero che in ogni sondaggio che si vada a consultare l'amministrazione locale, e quando c'erano le province e anche l'amministrazione regionale, qualunque fosse il colore politico, sono sempre state per i cittadini un motivo di sentire la classe politica vicina. Non credo che dobbiamo fare grandi sforzi in questo o modificarci molto rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. È ovvio che viviamo una situazione completamente diversa, è ovvio che il Presidente della Repubblica ha come schiacciato un tasto e ha riportato tutto allo zero, e ora bisogna impostare nuove modi di rapportarsi tra le forze politiche che oggi governano insieme. Le dico, io avrei tanto preferito poter andare a votare, perché credo che la chiarezza davanti agli elettori non sia mai abbastanza, e che le elezioni avrebbero potuto dare una scossa al Paese.
Posto il fatto che comunque è costituzionalmente legittimo che non si vada e politicamente opportuno per il Presidente della Repubblica non andare, ovvio che ci troviamo in questa condizione nella quale come Lega abbiamo pensato di dover dare una mano, di metterci del nostro. Siamo entrati al governo con 3 ministri, uno allo sviluppo economico, insomma un ministero molto importante, e quindi siamo qua per fare tutto quello che serve e tutto quello che i cittadini ci chiedono, anche se appunto sarebbe stato magari più comodo stare all'opposizione oppure mettersi in tribuna a dire ciò che va e ciò che non va. E, tra l'altro poi l'altro tema di queste ore riportato da tutte le agenzie sono le tensioni non solo sul fronte dello sci ma anche per la nomina dei sottosegretari. Ci sono delle frizioni interne anche ai partiti, come è normale che sia. Ovviamente bisogna capire anche quale sarà poi il futuro politico degli attuali sottosegretari, o meglio dei sottosegretari uscenti del Veneto, che erano soprattutto di area del Partito Democratico, penso ad Achille Variati, Pierpaolo Baretta, Andrea Martella e quant'altro. Quindi c'è anche questa partita significativa dal punto di vista politico, sempre all'interno del PD. Poi c'è il tema della rappresentatività delle donne, c'è una rivolta di tante parlamentari Dem, è così Grigoletti? Sì, è così e devo dire che anche lo condivido, nel senso che a me è davvero parso strana questa decisione, insomma, di non pensare a nessuna donna, perché ce ne sono tante donne brave nel Partito Democratico. Se posso anche, lei sa comunque che sono abbastanza un battitore libero anche all'interno del mio partito, comunque non è che abbia condiviso nemmeno tanto poi anche la conferma di questa compagine sinceramente al governo, perché insomma si poteva anche osare di più. Insomma, sono stati scelti 3 capi correnti. I capi correnti, questo è chiaro, e i capi correnti che magari hanno un'esperienza da Prima Repubblica ancora, no? C'erano già all'epoca, quindi magari forse tentare, vista che l'eccezionalità del momento, tentare anche qualcosa di diverso, ecco, si poteva fare. Certo, non siamo arrivati a togliere dall'armadio dalla naftalina Brunetta, però insomma non è che possiamo dire proprio di aver sinceramente brillato in termini di rinnovamento nemmeno noi, insomma. Barbisan, per la Lega il tema caro è quello dell'autonomia. Erika Stefani non è stata messa al Ministero appunto dei rapporti con le regioni, come lo era nel primo governo Conte. Ha un referato importante, simbolico per la Lega, che è quello delle disabilità. C'è la Gelmini che dovrà gestire il rapporto con le regioni. La soddisfa questa scelta? Beh, è ovvio che per il lavoro che ha svolto Erika Stefani probabilmente era più sul pezzo dal punto di vista della riforma autonomista che così tanto i veneti attendono e sperano. Devo dire che avere comunque un esponente del centrodestra che storicamente magari, soprattutto rispetto alla compagine grillina, che è sempre stata avversa all'autonomia, ma un esponente del nord, un esponente bresciana, anzi mi pare di Desenzano, del Garda, sia Maristella Gelmini, e quindi di una regione dove si è svolto un referendum analogo o identico a quello che si è svolto in Regione Veneto, mi fa ben sperare, anche perché dobbiamo fare in modo che questo governo nasca con tutti i migliori auspici. Io guardo con favore, cerco di cogliere. È ottimista. Barbisan, la interrompo solo un attimo, sì, perché dobbiamo andare in pubblicità fra pochissimo. Di nuovo in studio. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, a partire dalle 21:15, perché sarà una puntata molto importante, farà il punto di tutti i temi che stiamo affrontando anche adesso, a cominciare dal nodo dello sci. Ci sarà Renzo Minella, presidente di ANEF, poi Alberto Villanova della Lega, Edoardo Pittalis, giornalista, Elisabetta Gardini,
Giovani dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, Franco Nicoletti del Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobon di Legambiente. Ovviamente si parlerà di questa prima mossa del governo, ma non solo, ovviamente i temi sul tavolo sono tantissimi. Avete sentito anche le parole oggi di Zaia sul fronte dei vaccini, e proprio oggi è cominciata questa campagna vaccinale rivolta agli over 80 un po' in tutto il territorio regionale. Vi abbiamo raccontato Padova e Venezia, domani si parte anche a Treviso. In studio, vi ricordo, con noi restano Roberto Grigoletto del Partito Democratico e Riccardo Barbisan della Lega. Ancora qualche istante di break, dopo ci ritroviamo subito qua. Eccoci qua di nuovo con Grigoletto e Barbisan. Stavamo parlando di questa alleanza per certi versi innaturale, perché Sava Sandiri insomma è così, però allo stesso tempo riecheggia questa parola che è responsabilità e bisognerà poi metterla in pratica con atti concreti. Tra l'altro prima dicevamo che oggi c'è questo primo Eurogruppo che vede il ministro bellunese Franco impegnato. Il tema è quello del recovery plan. Recentemente Treviso ha lanciato prima in Italia questo referato alla Next Generation EU per intercettare i fondi comunitari che arriveranno da questo tesoretto, ma anche se più che un tesoretto è un tesoro vero e proprio. Fa bene il comune di Treviso ad aver individuato questa delega, Grigoletto? Sì, io penso che abbia fatto bene. Del resto bisogna sempre cercare di adattarsi anche alla situazione, all'evolversi anche della situazione politica, amministrativa, e soprattutto non perdere le occasioni. Io credo, ma lo dico, voglio dire senza alcun problema, Riccardo lo sa, che comunque ci sono in questa amministrazione delle persone molto valide, degli assessori molto capaci. Io sono sicuro che tutte le occasioni che di cui si può approfittare per portare dei contributi e portare un vantaggio anche per la città di Treviso, per i trevigiani, non se le faranno scappare. Penso all'assessore Manera, che su questo è molto impegnato per quanto riguarda appunto il recupero dei fondi europei. Quindi sicuramente sì, mi sembra una scelta assolutamente, anzi potrei dire anche doverosa, ecco, se mi si passa l'aggettivo. E Barbisan, quindi la partita dei fondi comunitari è fondamentale anche per i comuni, per le realtà locali, però per fare tutto questo serve che l'Italia presenti entro il mese di aprile questo benedetto recovery plan. Si troverà la sintesi, si dovrà trovare per forza, ma che recovery plan sarà e quali dovranno essere necessariamente le priorità? Guardi, per questo motivo è stato chiamato appositamente Mario Monti, quindi il sottoscritto dirle che tipo di recovery plan sarà. Mario Draghi, la correggo, è un lapsus freudiano. Ho detto Mario Conte? Ha detto Mario Monti. No, scusi, no, troppo. È veramente troppo, scusi, no, delle volte. Ci mancherebbe. È stato chiamato Mario Draghi, non Mario Conte. Magari Mario Conte in futuro, ma insomma, chi lo sa. In futuro molto più avanti. Io non so dirle che recovery plan sarà, nel senso che il recovery plan prima bozza e seconda bozza che è uscito dal governo Conte 2 è stato, diciamo, credo accantonato anche un po' per stessa missione della vecchia maggioranza. Sappiamo delle frizioni con Renzi, sappiamo il fatto che veramente la prima bozza era molto scarna e portava pochissimi progetti concreti, la seconda era un po' migliore. Io le dico quello che così da trevigiano, da politico del territorio immagino. Io
Penso che noi abbiamo tutta una questione idrogeologica in Veneto che debba essere sistemata, e credo che l'idrovia Padova-Venezia sia assolutamente una priorità, che può essere anche diventare un'opportunità dal punto di vista turistico e strategico. Vuol dire molta possibilità di lavoro per le nostre imprese, molto indotto, perché sappiamo che l'edilizia è uno dei settori che porta il maggiore indotto, e sappiamo quanto sia fragile il nostro territorio. Da Trevigiano le dico che il collegamento dell'aeroporto Canova con la ferrovia per noi può essere un'infrastruttura fondamentale come città. Io le dico anche che sogno ancora il treno delle Dolomiti, credo che portare i turisti del futuro, spero un futuro molto prossimo, da Venezia a Cortina, da Cortina a Venezia, a vedere la città più bella del mondo e nello stesso giorno le montagne più belle del mondo, che quando c'è il tramonto diventano rosa e arancioni, ecco, possa essere uno spettacolo che i turisti meritano e che i veneti possano offrire. E poi ragiono sempre sul fatto che il Veneto è l'unica regione dell'arco alpino che non ha il valico alpino, e io non mi sono messo via l'idea che ci possa essere la Venezia-Monaco, che 10 milioni di persone che abitano nella regione della Baviera possano prendere e pensare di venire in giornata o quasi, diciamo, a mangiare il pesce da noi, oppure a visitare le nostre spiagge, o a passarsi molto facilmente un weekend. La stessa cosa vale per le merci, ovviamente, non solo per il turismo. Diciamo che il tema ci sono delle cose che in questo recovery plan, queste sono alcune delle quali potrebbero entrare. E scusi se mi permetto un'altra cosa, ma lo dico perché non se ne parla mai e tutti credono che esista, invece non esiste: l'alta velocità Padova-Bologna, che è un buco nero nella tratta ferroviaria italiana, che probabilmente potrebbe essere presa in esame, perché noi parliamo sempre del tracciato, quello che segue la A4, certo, ma rarissimamente o quasi mai ho sentito parlare del fatto che da Bologna a Padova i treni vanno ancora a 150 all'ora, anche se sulle carrozze dell'alta velocità, e questo è un gap infrastrutturale per il nostro Veneto che è veramente molto forte e del quale non sento quasi mai parlare. Grigoletto, questo di Barbisani è un libro dei sogni, o si sente di appoggiare qualche proposta e pensa sarà realizzabile? No, direi più che appoggiare. Adesso faccio anche non vuole essere una provocazione, vuole essere una proposta, ma costruttiva. Io penso che potremmo approfittarne anche in città, di cambiare un po' non solo il modo di fare politica tra di noi, ma probabilmente anche di trovare anche equilibri un pochettino più avanzati nella stessa città. Io credo che dobbiamo approfittare di questa occasione, di questo lavorare insieme a livello nazionale, per provare magari con alcune forze politiche anche di minoranza a lavorare in maniera diversa da parte anche della Giunta, visto che abbiamo degli obiettivi, insomma, condivisibili, che dobbiamo anche cercare di portare i contributi possibili, come Riccardo ricordava, su tanti aspetti che riguardano lo sviluppo della nostra città. Io dico, perché non pensare di provare a creare appunto un equilibrio diverso anche a livello politico e a livello amministrativo in questa città, laddove è possibile. Io penso sarebbe davvero per il bene della città, facendo anche tesoro magari di un percorso che anche nella precedente amministrazione si è fatto, e che comunque devo dire sinceramente che il sindaco Conte, ma anche altri, penso anche Riccardo, abbiano riconosciuto che su alcuni aspetti, insomma, si è andati un po' in continuità anche in questa amministrazione, per alcuni aspetti li hanno anche condivisi, ma chissà, aprire una fase nuova sarebbe auspicabile. Mi pare che entrambi siate compressi nel vostro nuovo ruolo di responsabili anche a livello locale, e questo non può che essere per certi versi anche una buona notizia, per certi versi. Dopo, chiaramente, politica locale, politica nazionale, regionale dialogano fra di loro. Dovremo vedere anche in che direzione andranno i rapporti tra Stato e Regioni. Il fronte dell'acquisto dei vaccini non è un fronte assolutamente secondario, e poi ovviamente tutto dipende da questa famosa, famigerata terza ondata. È chiaro che
Se ci sarà, saranno guai un po' per tutti e anche per lo stesso spirito di rinascita che sembra contrassegnare questo governo Draghi. Stavo dicendo anch'io Conte, Barbisano, quindi stiamo facendo un po' di confusione in questa nuova epoca di responsabilità, ci confonde un po' tutti. Allora io vi ringrazio entrambi, grazie a Riccardo Barbisan della Lega in Consiglio Comunale a Treviso, grazie davvero a Roberto Grigoletto che è venuto qui in studio del Partito Democratico, sempre battitore libero, responsabile ma battitore libero, diciamolo. Libero, sì. Ecco, perfetto. Allora, siamo veramente addirittura d'arrivo. Io vi ringrazio per l'attenzione, avete visto anche oggi i temi sul tavolo sono tantissimi, non c'è soltanto lo sci, c'è la campagna vaccinale che ha preso il via oggi, c'è anche tanta cronaca di cui dovremo darvi conto, ma lo faremo puntualmente come sempre nel corso delle nostre edizioni. Partiamo alle 18:30 con il TG regionale alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio dalla regia Francesco Ceron e Tony Poll. Grazie davvero anche a tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.